21:53. La buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio Hockey Night di questa sera. Si parla di hockey su ghiaccio sulle frequenze di Radio Cortina, ma soprattutto sul hockeycortina.it per quelli che ci stanno guardando sul sito del Cortina, sullo streaming, vedendo le immagini. Ovviamente in parallelo siamo anche con la nostra emittente delle Dolomiti, Radio Cortina, partner dell'Afro Cortina Hockey. La buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio da Luca Zenicelli, e qui accanto a me, ormai consolidato, confermatissimo, a pieni voti, Mario Pizzamore. Ciao Mario. Buonasera Luca, buonasera a tutti quanti. Prendiamo anche la linea sulle frequenze di Radio Cortina. Buonasera anche sulle frequenze di Radio Cortina per lo streaming di questa sera. Andremo in onda a breve, ovviamente, anche per quanto riguarda chi ci ascolta alla radio. Vediamo le prime immagini dall'Olimpico ovviamente ricordiamo il match. Ancora le squadre devono scendere sul ghiaccio. Le FEU Feldkirch, squadra storica austriaca, che arriva un po' di ritardo questa sera all'Olimpico per i problemi ovviamente dovuti alla neve, che ha comportato il ritardo sulla partenza, sul lungo viaggio, e poi l'alternativa ovviamente alla chiusura del passo di Carbonin. Mario. Eh sì, hanno un po' allungato la strada i nostri ospiti, e quindi in pieno spirito cavalleresco il Cortina ha rinviato di una mezz'oretta all'inizio del match. 4:50 all'inizio, ancora il Felchi credo che sia arrivato verso le 20, poco prima, quindi probabilmente non inizieremo esattamente alle 21. Ci sarà anche la tolleranza da parte degli arbitri, credo, che per permettere agli austriaci di presentarsi, che hanno già comunque compiuto il loro riscaldamento, così come il Cortina. Ma andiamo subito a leggere le informazioni per una partita importante, perché le due formazioni in classifica sono divise da solo 2 punti. Felkig settimo, Cortina ottavo, una partita in più da giocata dal Cortina in questa regular season di Abs Hockey League. E ricordo, ma lo faremo dopo, i precedenti, ma andiamo subito a leggere il line-up delle formazioni mentre si presentano sul ghiaccio i direttori di gara. Mario. Bene, gli ospiti del Feldkirch si presentano con una vecchia conoscenza dell'Olimpico in porta, Alex Caffi. Prima linea praticamente tutta di stranieri: Korecki, Birnstiel, Lundstrom, Stanley e l'austriaco Pushnik. Seconda linea con Kochzera, Müller, Draskovic, Mayrisch e Geringer. Terza linea con Ratz, Kohlmeier, Fennick, Lebeda e Samarzic. Per l'Afro Cortina ci sono 2 importanti ritorni. Buone notizie in casa Afro: rientra tra i pali Marco De Filippo e rientra a roster il fortissimo difensore Luca Zanatta. Rimane l'unica assenza di René Vallazza. Cortina quindi che schiera De Filippo tra i pali, prima linea con la collaudata coppia Vainonen-Pietroniro, e in attacco Chad Pietroniro, Cazzola e Giftopoulos. Seconda linea con l'Archere Zanatta Luca, coppia difensiva, De Zanna Adami e Tommaso Alveragli attaccanti. Terza linea con Zanatta Mike, Cordiano, Luca Barnabò, Andrea Moser e Sanna. Quarta linea con Zanatta Alessandro, Noah Zardini Lacedelli e Davide Faloppa. Sulla panca del Cortina ovviamente Ivo Masca, assistito da Bruno Costantini per quanto riguarda la regia dei difensori, mentre il coach degli austriaci è Michael Lampert. I direttori di gara saranno Turo Virta e Federico Stefanelli. Il linesman Andrea Carritto e Mattias Cristelli. È quasi tutto pronto sul ghiaccio olimpico, ma manca la cosa più importante: le 2 formazioni. Ghiaccio fatto, arbitri presenti e pronti a dirigere un match che si presenta molto interessante. Diciamo dei precedenti che non ho voluto anticipare troppo presto per lasciare la lettura delle formazioni. I precedenti nella storia recente parlano in questo stadio contro il Felkirch. Il Cortina ha giocato nelle ultime 2 stagioni 2 match importanti. Quello della passata stagione, prima dell'inizio del Master Round, quindi ai piedi purtroppo del lockdown, con la vittoria degli Ampezzani per 3-1 e la conquista appunto del Master Round, che Cortina poi ha giocato alla grande, addirittura qualificandosi primo a pari merito, se non ricordo male, col Valpusteria. Mentre l'anno precedente il Cortina, nella formula un po' diversa dei playoff, fu giocato una sorta di pre-playoff al meglio delle 3 gare. Vinse a Felkirch, se non ricordo male, per 2-1, e poi vinse incontro casalingo e si qualificò ai quarti di finale. Quindi diciamo che se guardiamo la cabala, il Cortina ha dalla sua ovviamente anche questa piccola tradizione. C'è da dire che il Felkirch questa sera deve fare a meno dello straniero che si era presentato fino a poche settimane fa come decisamente il miglior transfer del campionato, quel Jan Stuckel, giocatore
anche in odore di NHL, un giocatore che milita nell'American Hockey League, che è tornato proprio oltreoceano alla chiamata della sua squadra che ha ripreso il campionato nella seconda lega, diciamo, nordamericana, quindi assenza importante per un giocatore che ha fatto 40 punti in 20 partite. Eh sì, non è un caso che infatti appena l'AHL è ripartita, subito la squadra nordamericana abbia richiamato il forte giovane a rapporto per sostituirlo, un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato, dell'Alps Hockey League, quel Lundstrom, Sì. già ex di Fassa, e ricordami tu le altre squadre. Gardena è anche un'altra formazione, già se non visto. ricordo male, sì, già visto, Fassa l'anno scorso, prima Gardena, un giocatore che, con tutto rispetto parlando, sicuramente non sarà non darà il contributo come ha dato Jan Stucker in queste prime 20 partite, per un fatto di età, per un fatto di caratteristiche tecniche, però è il giocatore che credo abbia condiviso anche una stagione insieme all'altro fenomeno ormai comunque attempato ma sempre verde del Falkirk, che è appunto adesso mi sfugge il nome proprio sotto mano, così è il giocatore della prima linea. Adesso andiamo a cercare, questo invece aspetta l'altra formazione, Mario, Dylan Stanley, scusate il lapsus, per un giocatore che assolutamente merita rispetto, sempre tra i migliori marcatori dell'Alps Hockey League. Come ricordava Mario in precedenza, tra i pali c'è Alex Caffey, che ha giocato qui una stagione, se non ricordo male, prima dell'inizio dell'Alps Hockey League, e fu una parte di stagione un po' sfortunata la sua, un po' di incomprensioni con l'allenatore che al tempo era John Parco, e venne accantonato e poi prese la via della Serie B svizzera e andrò a giocare una parte di stagione o come secondo in prima lega o come primo in NLB. Sta di fatto che Alex Caffey rimane comunque un riferimento e un portiere che come la storia appunto recente conferma, la stessa squadra austriaca si tiene ben stretto, è un portiere che garantisce sempre altissime partite di altissimo livello. C'è da dire che con il Cortina Alex Caffey poi ovviamente, forse anche per questo motivo, gioca sempre delle partite veramente strepitose. Eh sì, il ragazzo io me lo ricordo quell'estate prima di comprarlo da parte della Sportivi Ghiaccio, in un amichevole proprio qui all'Olimpico con la maglia della nazionale contro una formazione russa, fece una partita veramente assurda in senso positivo. Da lì, comprato con grandissime aspettative dalla Sportivi Ghiaccio, effettivamente il suo rendimento non è stato brillantissimo, poi le strade si sono separate, adesso credo sia la sua quarta stagione in terra austriaca col Falkirk. Esattamente. Ha piantato le tende. È quasi tutto pronto sul ghiaccio olimpico, sono le 21.01, ancora la buonasera da Mario Pizzamore, Luca Zardini e Cedelli, pronti per la Hockey Night di questa sera sul ghiaccio, la prima linea con Giftopoulos, Chad Pitoniro, Cazzola, dietro ci sono il fratello Phil e ovviamente il nuovo numero 7 Vainonen, che ormai è già alla sua settima o ottava partita con la maglia bianco-blu. Ingaggio vinto dal Falkirk, Pac avanti, dietro la gabbia, Pac verso il centro, si chiude bene la difesa pezzana con Cazzola, prova a riproporsi qui Giftopoulos, recupera il Pac a centropista, però ancora la squadra del Vorarlberg. Park portato avanti, chiuso da Marco De Filippo, che lascia scorrere la pastiglia nera a favore di Vainonen, che cerca un carosello dietro porta, cercando e trovando Cazzola dall'altra parte, un po' imperfetto nel controllo qui. Pensa Phil Pietoniro a aiutarlo, a correggerlo, un po' di confusione tra Chad e Phil, che alla fine devono tornare sulle terre di loro proprietà per il primo icing del match. Si va così a cambiare le linee sul ghiaccio, almeno quella austriaca, quella campezzana ovviamente no. Eh sì, primo icing, peccato, manca il controllo Chad Pietroniro e quindi viene causato l'icing. Prima Vainonen cerca bene dall'altra parte del ghiaccio Cazzola, anche lì controllo difettoso e si spreca una buona occasione. Ingaggio vinto ancora da Maric, Beringer esce De Filippo per fermare la circolazione del Pac dietro la gabbia. Vainonen un po' in difficoltà qui a liberare, vediamo se ci pensa Cazzola, chiuso tra 2-3 uomini, Draskovic lungo la balaustra sbaglia il passaggio a ritroso verso la blu. Cortina può andare a cambiare almeno qualche elemento della sua prima linea, che è sul ghiaccio ormai da un minuto, ma ovviamente in questo caso lecito visto il icing compiuto da Pezzani. Buon inizio del Falkirk, che arriva già alla sua seconda conclusione, questa la vera e propria prima conclusione importante, verso la porta di Marco De Filippo. Cortina che deve ancora prendere misure, sono trascorsi solo 1 minuto e 15 secondi, 0-0 risultato, in maglia bianca, casco bianco sui vostri monitor e schermi
sinistra verso destra gli austriaci, maglia blu, casco bianco, gli ampezzani. Ha un altro tiro dall'ingaggio, questo pericoloso, Marco De Filippo però non si scompone, inizia proprio bene il Feldkirch, Mario. Buon avvio sì degli ospiti, in questo caso ingaggio e tiro immediato, comunque De Filippo sempre posizionato benissimo, non si fa sorprendere. Ancora il gaggio vinto dagli austriaci, si presentano decisamente bene sul ghiaccio dell'Olimpico, quindi ci attendiamo una partita molto combattuta questa sera. E poi insomma c'è un Cortina che riacquista nell'organico due elementi importantissimi come Luca Zanatta e Marco De Filippo, ricordo ancora assente René Vallazza, ma due elementi che danno ancora maggior solidità al reparto difensivo. Inutile sprecare ancora parole su Luca Zanatta. Speriamo di poter apprezzare anche stasera il suo rimpiego. Bel break Pezzano, Alverà lo scambio, Adami cerca ancora qui De Zanna, però è buono il pack per Cordiano che non ha un tiro felice, era un po' stretto dalla chiusura del giocatore avversario. C'è l'icing anche del Feldkirch, buona uscita, si vede subito qui la calma e il timing di Luca Zanatta che rilancia subito l'azione, lo scambio è riuscito. Anche qui forse un po' troppo altruismo di Adami, però la combinazione è apprezzabilissima da parte della seconda linea ampezzana. Eh sì, se il buongiorno si vede dal mattino, primo cambio positivo della seconda linea, in costruzione si sono cercati, bella uscita di zona, con un po' più di precisione nell'ultimo passaggio si poteva arrivare a un tiro pericoloso, comunque bravi i ragazzi ampezzani. Terza linea sul ghiaccio, Barnabò, Moser, Sanna, un Barnabò molto attivo a Jesenice, così come anche Ronny De Zanna, ma per una squadra quella che ha perso il match sui Balcani per 3-2 di giovedì sera, assolutamente non demeritando. Riparte qui il Feldkirch, Kabner il tiro, strozzato un po' dalla stecca di Vainonen. Pattinano molto gli austriaci, lasciano poche idee agli ampezzani, ancora un bello scambio riuscito sul cycling. Fecchetta il tiro, largo, ancora Pac sulla blu, un altro tiro, continuano a bombardare la porta, o almeno verso la porta di Marco De Filippo gli austriaci. Cortina può approfittare di un break, Andrea Moser deve partire purtroppo da fermo, Vainonen si ferma, aspetta l'arrivo degli uomini della quarta che tornano ad essere quelli che abbiamo apprezzato fino a 2 partite fa. Ivo Macca ha dato fiducia a Toffoli e Pancera nella presa di Jesenice, non hanno fatto male i due ragazzi, però questa sera sul ghiaccio di casa si affida a quella che era per diverse partite diventata la quarta linea, chiamiamola ufficiale, con Zanier Cerelli, Faloppa e Alessandro Zanatta. Un centro tecnico e due ali molto fisiche come Alessandro Zanatta appunto e Faloppa, a cercare di far giocare poco gli austriaci. Vediamo se si riusciranno questa sera nel loro compito. Dylan Stanley, attenzione a lui, arriva il tiro, Marco De Filippo trattiene senza problemi. Indiscutibile l'inizio migliore del Feldkirch, però Cortina ha creato 2 contropiedi che non hanno colpito in maniera specifica il portiere avversario, però ha fatto vedere che Cortina dovrà giocare in questa maniera almeno in questo inizio di match. Alessandro Zanatta, qui è Zanier Cerri, anzi è Pietro Niro che recupera il pack, potrebbe assistere Faloppa, invece cerca il passaggio più difficile e anche sbagliato verso Alessandro Zanatta che prova ad andare a spingere qui lungo la balaustra. Vainonen ancora l'uscita di zona però degli austriaci fatta discretamente bene, recupera il pack a centropista, Zarina Cedelli si accentra, arriva il tiro, Paracaffi, primo tiro vero e proprio a Pezzano. Rimane lì pack per Pietro Niro, dall'altra parte per Giftopoulos, le finte di Remy, arriva il tiro, la parata di Caffi. Forse disco a lato, Mario forse ha visto meglio di me. No, hai detto bene nella prima occasione, parata col gambale di Caffi. Comunque Feldkirch che si è presentato sul ghiaccio dell'Olimpico con 3 linee piene a roster e quindi per forza di cose con gli ampezzani che girano a 4 linee dovrebbe esserci un mismatch in più di qualche occasione. Eh sì, che potrebbe essere anche interessante e produttivo per gli ampezzani. Vediamo quale sarà l'impiego da parte di Ivo Macca della quarta linea, che potrebbe andare così, come diceva Mario, un mismatch, quindi a rompere un po' i giochi della prima linea avversaria e a poter sfruttare la prima linea del Cortina in una situazione più di meno stress. E comunque primo tiro pericoloso del Cortina proprio della quarta linea con Noah Zardini la Cedelli. C'è Spitonino in zona, fa circolare bene il pack qua, Cortina prende possesso del terzo. Giftopoulos
per Enrico Larcher, per un rimbalzo di balaustra, poteva approfittarne Luca Zanatta, ma era troppo chiuso dalle stecche e maglie avversarie, difficile per lui andare a colpire. Quindi torna anche la linea, se non sbaglio forse solo anche questo è un mismatch. Che gol mangiato qui da Remigio Giftopoulos, a porta completamente spalancata, con il rovescio del bastone è andato veramente leggero, troppo sufficiente qui nel tiro Giftopoulos. Dopo un rebound di Caffi, Mario. Sì, tiro dalla blu, rebound, era un regalo di Natale, un leggero ritardo, troppa sufficienza di Remi in questo caso, che col rovescio del bastone a porta completamente spalancata tira a fil di palo largo. Grande occasione per il Cortina. Trascorsi 5 minuti 0-0, chiediamo poi alla regia se sarà in grado di riproporci l'occasione arrivata sulla stecca di Remigio Giftopoulos. Salutiamo ovviamente anche i nostri operatori, la nostra regia, sempre bravi a proporci immagini spettacolari dall'Olimpico. Inquadrato Alex Caffi, si va all'ingaggio di fronte alla panchina del Falkirk. Ronnie De Zanna ruba il pack, poi deve retrocedere perché non riesce a portarselo oltre la blu. Bel match finora, Mario, si gioca, squadre lunghe, primi minuti decisamente a favore del Falkirk. Il Cortina fa vedere di non avere nessun timore reverenziale, anche in questo caso Adami, il tiro para Caffi. Sì, negli ultimi minuti comunque il Cortina ha pareggiato sicuramente il numerico dei tiri. Certo è che il miglior avvio del Falkirk comunque ha portato a soluzioni finali che non possono certo impensierire un De Filippo che sembra in serata. Ecco Adami, il suo tiro forte ma centrale. Alex Caffi era disposto decisamente molto bene sulla conclusione del capitano Ampezzano. 6 minuti qua di trascorso olimpico, 0-0 sempre tra Falkirk e Cortina. Ricordo solo 2 punti in classifica, dividono le due formazioni qui. Gran giocata di un altro ex italiano, Beanstill, che proprio con Stanley, se non ricordo male, giocò a Gardena, altro giocatore punto di riferimento e di forza della difesa del Falkirk. Gaffi lungo la balaustra, può andare a approfittarne Pietrolino, il tiro, la traversa di Phil, che già possiamo intravedere questa sera vede la porta, quindi si può aspettare molto da lui, uno dei migliori marcatori Pezzani. Tiro, deviazione di Vainonen che si è posta lì davanti alla porta da pilone. Devo dire che con la sua mole può essere molto utile in quella posizione lì davanti all'area piccola, perché riesce a nascondere e a farsi strada, ecco. Sì, doppia comunque grandissima occasione per gli ampezzani nel giro di pochi secondi. Missile di Pietroniro dalla blu, incrocio dei pali pieno. Successivo tiro, se non sbaglio ancora di Pietroniro con deviazione di Vainonen, disco che esce di poco. Ecco la quarta, proprio contro la prima, se non sbaglio, del Falkirk, perché ricordiamo appunto, come diceva appunto il mio socio, giocano solo a 3 linee gli austriaci, problemi di roster. Va a prendersi questo pack Zarnina Cidelli, lo scarico subito per Enrico Larcher. Aspetta un po' troppo per cercare il giusto passaggio, che alla fine non arriva a destinazione. C'è il turnover qui con Pushnik, disco al centro, non raccolto da Stanley. Lo va a recuperare qui Zarnina Cidelli, però regala il pack a Stanley, che si muove sempre molto bene lì. Alla fine Cortina riesce a mettere fuori con Luca Zanatta. Ottimo il passaggio sulla corsa di Faloppa, che deve progredire qui. Faloppa si ferma, il buon tag 2, gran giocata, gol! Davide Faloppa, che giocata, che gol del numero 72 a Pezzano. Mamma mia, che gol di Davide Faloppa su un passaggio illuminante di Luca Zanatta. Faloppa veste i panni del fromboliere, salta 3 giocatori del Falkirk, terza finta, mette a sedere anche Caffi e lo buca. Il gol più bello di Davide Faloppa di tutta la sua carriera sicuramente. Bravo Faloppa, che era stato tenuto molto a risparmio nella prima parte della stagione. Nel momento in cui è stato impiegato, un giocatore molto umile, senza grandi grilli per la testa, sempre silenzioso, grande lavoratore. È cresciuto molto nelle partite in cui ha giocato con costanza in questo periodo di gennaio, e questo era il giusto premio. Attenzione però, subito il break, il tiro para Marco De Filippo senza troppi problemi, ma occasione qui per il Falkirk non sfruttata. Dicevamo di Davide Faloppa, che premia così il suo duro lavoro e l'ottimo anche risultato nelle prestazioni
precedenti. Questa sera veramente coronato da un grandissimo gol, proprio qui la dimostrazione di un giocatore giovane a cui viene data fiducia e lui prende coraggio, come adesso c'ha il Pietoniro di fronte a Caffi, viene un pochino bastonato, Cortina prova a spingere, si allunga poi il pack Pietoniro che comunque fa una bella azione personale in velocità, non riesce poi a colpire, ma bene il Cortina che sembra prendersi pian piano in mano la partita. È presto ovviamente per dirlo, però il gol di Davide Faloppa dà coraggio ai giocatori ampezzani che possono contare nella dimostrazione, proprio il gol del numero 72 Pezzano, di 4 linee molto buone, ovviamente con le dovute proporzioni. Phil Pietoniro lavora nel pack lungo la balaustra, Draskovic lo fa ancora circolare in una zona molto rischiosa, però riesce a dare via al break che viene subito fermato, anzi era Maric per Draskovic, esce alle Scaffi. Sottolineo due cose: la prima è che il gol della quarta linea è arrivato proprio affrontando la prima linea, in quel mismatch di cui parlavamo prima, ovviamente in teoria sbilanciato dall'altra parte. Seconda sottolineatura, sul cambio immediatamente successivo al gol del Cortina, cosa già successa quest'anno in più di un'occasione, Cortina che rischia tantissimo anche per un errore individuale in uscita dall'angolo. È successo per esempio anche a Jesenice dopo il gol del pareggio 2-2. Altra occasione qui con Adami, ben assistito da De Zanna, para qui Caffi con il gambale, ma un Cortina comunque pattina molto, un Cortina che è cresciuto veramente tanto, a parte le pause di Lustenau perché del primo tempo, diciamo del secondo e terzo tempo di Klagenfurt, del primo tempo di Lustenau, del primo tempo di Jesenice, un Cortina che come sta attraversando decisamente un buon periodo di forma da Renon in poi, dalla qualificazione alla Final Four. Sicuramente sì, hai detto bene, però purtroppo le pause ci sono state e in quelle pause lunghe anche interi periodi purtroppo abbiamo subito qualche gol di troppo e quindi i risultati non hanno premiato la comunque ottima prestazione nelle fasi in cui il Cortina era presente e concentrato e ha sempre dimostrato di essere superiore all'avversario. Anche all'inizio Cortina che abbiamo raccontato Mario ed io dallo studio centrale di Spinorama seguendo le immagini dello streaming, eravamo veramente preoccupati dopo la prima frazione per un risultato che poteva prendere veramente una piega ancora più pesante rispetto al 2-0 che si è verificato dopo i primi 20 minuti. Invece Cortina nel secondo tempo è entrato in campo con un atteggiamento completamente diverso, ha giocato più che in maniera equilibrata, è riuscita ad accorciare le distanze, arrivare anche al pareggio e proprio sullo scadere la penalità a Pietoniro che ha un po' compromesso con i 2+2 allo scadere della seconda frazione, che ha ridato di nuovo il vantaggio a Jesenice. Un terzo tempo di nuovo giocato con aggressività, con tanti tiri, con occasioni fallite e 6 minuti di power play buttati nel cestino, Mario. Eh sì, forse quello è il secondo aspetto negativo della partita di Jesenice, oltre al primo periodo di pausa, di vacanza, diciamo così, che i ragazzi si sono presi, il non aver sfruttato un po' meglio le grandi occasioni di power play che nell'hockey sono fondamentali. Il Cortina che sembra aver preso proprio con consapevolezza della propria forza, cosa che a Jesenice è mancata perché è sembrata una squadra che giocasse nel primo tempo con troppo timore reverenziale, ma in occasioni come questa, quando l'avversario anche sulla carta è abbordabile, anche se è una squadra che comunque è oltre il Cortina in classifica di 2 punti appunto sopra, di gioco, di intesa, di amalgama proprio nella squadra, quello che piace di più a noi. Sicuramente sì, e le motivazioni possono essere più di una. Sicuramente il passare delle settimane, il passare degli allenamenti aiuta in questo fattore. L'acquisto di Vainonen comunque è stato un acquisto molto ben azzeccato da parte della società e ha dato equilibrio a tutto il blocco difensivo, e anche recuperare pedina dopo pedina tutti quanti, anche quello toglie minuti sul ghiaccio magari ai big che sono più freschi e più brillanti nei momenti in cui devono esserlo veramente. Ancora quarta linea sul ghiaccio contro la seconda, anzi forse sempre la prima della Falkirk, adesso va anche a chiudere le cariche nella pausa, nel power break, quindi il time out diciamo obbligatorio per le formazioni. Coach austriaco, vediamo che direttive avrà dato ai suoi. Lavorare il pack in balaustra qui Faloppa, si attardano un po' i giocatori pezzani però che comunque vengono tenuti in gioco dal buon lavoro in balaustra prima di Mazzanatta e poi Zarina Cidelli lungo la banda proprio, lavora il 60, vediamo se riesce a tenere dentro il disco, viene chiuso
c'è un offside giustamente fischiato, Pac fuori dalla blu, si cambia le linee sul ghiaccio, 9:14 al termine. Mario, hai voglia e tempo di andare a vedere cosa succede in tutto il carrozzone dell'Alps Hockey League questa sera? Sì, caro Luca, ho sia voglia sia tempo e quindi vi aggiorno: a metà del terzo tempo a Fassa il Salisburgo è in vantaggio per 5-2. A Vipiteno all'inizio del terzo tempo Vipiteno e Bregenzerwald sono sul 2-2. A Renon alla fine del secondo periodo lo Jesenice vince 2-0 ed è iniziato anche quasi il terzo tempo a Brunico, dove il Valpusteria vince 1-0 con il Kitzbühel. Un po' fatica questo Valpusteria contro la squadra forse nel peggior periodo di forma, la squadra che sta attraversando proprio il peggior periodo di forma della stagione, che è il Kitzbühel. Mi pare che sia arrivato a una 7-8 sconfitte consecutive, solo il Linz ha fatto peggio. Kriftopoulos, bello lo scambio, no look per il tiro di Cazzola che prende una deviazione strana, rischia di sorprendere qui a Alex Caffi sulla blu, ancora Kriftopoulos, cerca il tiro, trova lo scudo del portiere italiano, in forza la squadra austriaca. Pietonino. Sei stato anche troppo buono con i ragazzi del Kitzbühel che sono alla 13ª regalo sconfitta. qui di Pietonino, scusa Mario, c'è il break di Maric, arriva il pareggio, errore sulla blu, bella giocata di Maric, mette a sedere, se non sbaglio proprio Maric, mi sembra di riconoscerlo dalla capigliatura, sì, Martin Maric, un giocatore che ricordiamo che nelle passate stagioni per essere veramente un giocatore molto valido, molto tecnico, seguiamo il suo gesto tecnico, la finta su Marco De Filippo e lo mette a sedere, arriva il pareggio sull'unica occasione che arriva negli ultimi, non dico 10 minuti, ma 7-8 minuti del Feldkirch, erroraccio, pasticcio sulla blu. Questi sono gli errori che poi nell'hockey vengono spesso puniti. Disco perso sulla blu, contropiede 1-0, finta sul buon De Filippo che nulla ha potuto, 1-1. Gran gol di Maric, ma che dormita dei ragazzi ampezzani lungo la blu, non so chi ci fosse fesso Phil Pietroniero, la prima linea sul ghiaccio ampezzana che subisce così la seconda linea austriaca, subisce il gol. De Zanna, anzi lascia scorrere qui per Adami, il buon controllo di De Zanna, lo scambio con Alverà, c'è offside, ovviamente si ritarda un po' nell'ingresso Alverà che percorre in maniera longitudinale tutta la blu, cosa da mai fare, non aveva molte alternative, però ovviamente De Zanna si era già spinto oltre. Per concludere il velocissimo discorso sul Kitzbühel, ripeto, sì, è giunto, no, beh, hai fatto benissimo, ma è giunto alla 13ª sconfitta consecutiva. Ai per il Kitzbühel, si mette male. Larker regala un disco agli avversari, ha cercato Luca Zanatta, non l'ha trovato, altro regalino, arriva il gol qui. Non bene il Cortina, neanche col secondo blocco qua, tutto nasce da un errore di Enrico Larker che prova a restituire il puck a Luca Zanatta dietro la gabbia, il pasticcio viene compiuto con nessuna guardia davanti alla porta, tutti e due i terzini dietro la porta ampezzana, nessuno difenderli davanti, è un gioco da ragazzi per credo Dylan Stanley arrivare al vantaggio del Feldkirch, un po' inaspettato però a dimostrazione che la partita è comunque viva e molto interessante. Sì, la partita è viva, purtroppo è viva soprattutto grazie ai nostri errori, anche in questo caso disco sulle stecche dei difensori ampezzani, Larker cerca Zanatta un po' al buio, a memoria, Zanatta non era lì, c'era un attaccante austriaco, servizio al centro e gli ampezzani che erano pronti all'uscita non marcavano, tiro comodo, De Filippo non para, 2-1 per il Feldkirch. Bene qui lo scambio sull'asse Cordiano Moser, Zanatta, Barnabò che con una volée cerca ancora Moser, controllo da magico per un Cordiano che cerca ancora Barnabò, il Cordiano gioca bene, comunque come abbiamo descritto in precedenza, ma non solo questa sera, la bella cosa di questo Cortina, cosa che forse non ci aspettavamo nel primo tunnale dove abbiamo tante volte anche criticato per troppe azioni individuali, invece Cortina sembra aver trovato proprio una grande coesione tra le linee, le stesse linee che si intendono a meraviglia. È bello vedere giocare gli ampezzani così, bello recupero qui di Alessandro Zanatta per la blu per Vainonen, davanti porta ci sono gli uomini, la botta di Vainonen deviata in qualche maniera da Caffi, Noazen c'è dietro la gabbia, recupera il puck, cerca di difendersi con mettendo il corpo tra lui e il disco, tra l'avversario e il disco, recupera il puck ancora Alessandro Zanatta, disco dentro, toccato da Daniel Celai, non c'è icing, esce Caffi,
lo fa circolare per un passaggio non perfetto, pressione della quarta, vediamo se riescono a uscire i giocatori del Feldkirch. No, è proprio Chuck Pietoniro con la sua velocità ad arrivare a colpire con il rovescio del bastone. Un Cortina positivo, devo dire, in questa serie di cambi tra prima, seconda, terza, quarta linea, quella che ha fatto meglio è stato decisamente la quarta linea, o si è andato in crescendo. Gol preso dalla prima, seconda linea che ha rischiato molto, la terza linea ha costruito qualcosa, la quarta linea si è guadagnato l'ingaggio con 2 tiri adesso consecutivi verso la porta di CAF. Eh sì, è veramente un bel Cortina come stiamo raccontando, gioca sicuramente di più e meglio del Feldkirch. Sarebbero da evitare, so che è una banalità dirlo, ma sarebbero da evitare gli errori individuali e magari facili, cioè non sotto pressione, perché questi regali poi si pagano. E ricordiamo questa sera per una partita che vale per la Hockey League l'importante 7ª posizione in classifica. Il Cortina in caso di vittoria appunto sorpasserebbe il Feldkirch, che però ha una partita in meno giocata. Nel caso contrario il Feldkirch prenderebbe un po' il largo rispetto alla squadra ampezzana. Qui errore di Giftopoulos, troppa leziosità, un altro regalino, chiude qui Cazzola che è bravissimo sempre anche a coprire un po' i pasticci di Remy. In questo caso proprio il greco ha un'eccessiva sufficienza ancora nel controllo davanti porta, fuori dallo slot, diciamo, per essere più precisi. Adesso ancora Remy Giftopoulos che allunga il pack con uno look verso Tommaso Verrà. Vediamo se ci regala una bella finta qui Tommaso Verrà. Salta l'avversario, si porta verso l'esterno, non ha compagni a servire. Solito gioco in balaustra che favorisce la sua tecnica illuminante. Pack verso il centro, non raccoglie nessuno. Cordiano prova a ritrovare la soluzione interna, deve accontentarsi della blu, la conquista, il tiro ancora di Remy Giftopoulos che conferma un inizio di serata non proprio illuminante. Arriva anche il tiro di Cordiano nel traffico, Paracaffi. Mario, questo Remy Giftopoulos che è da un po' di partite che non va a referto, o almeno con la solita costanza. L'avevamo già parlato di lui, un giocatore che non sta rendendo fino adesso ancora secondo quello che ci aspettiamo a livello proprio di gioco e di qualità. Alla fine comunque è un giocatore che continua a segnare, continua a far punti, però è già da qualche partita che non è più appunto a tabellino. Eh sì, un po' croce e delizia. Poi ci tengo a sottolineare che i nostri commenti o appunti, diciamo, sono sempre in base al potenziale che un giocatore ha dimostrato di poter dare e comunque di avere. È ovvio che da Remy Giftopoulos ci si aspetta ancora di più. Disco dentro, 4:40 al termine, ricordo il risultato è completamente ribaltato dall'1-0 a Pezzano con la splendida marcatura di Davide Faloppa. È arrivato il pareggio di Maric e poi il gol del vantaggio di Pušnik. Ancora Feldkirch che fa vedere di saper giocare a hockey molto bene, soprattutto con le sue prime linee. Riesce a mettere fuori il puck proprio il capitano, lo riconquista Stanley, deviazione di di una stecca ampezzana. Può dare adesso la motivazione per ripartire a Cordiano e De Zanna, che però ha chiuso, vede i suoi giocatori chiusi sulla blu, deve scaricare il puck all'interno del terzo. Binstil mette fuori il Feldkirch che gioca, se vogliamo anche semplice il Feldkirch. Bello lo scambio, De Zanna trova Vainonen che cerca d'altra parte Dreo Moser, prova lo scarico cercando la deviazione di Vainonen, idea buona del Dreo, ci prova anche a sorpresa così Barnabò, ma non sorprende ovviamente Alex Caffi. Eh sì, è il classico tiro dall'esterno, lento, facile da parare, ma proprio per cercare il rebound. Buona l'idea di Moser. E qui quella di Barnabò inquadrata dal nostro replay. Buona idea di Moser precedentemente, Mario, sì, decisamente, anche perché ci è mancato veramente poco al tocco di Vainonen. Pietoniro, proprio per il finlandese che cerca il one-timer. Moser non trova nessuno, Vainonen si era spostato dalla sua posizione. Cortina deve ripiegare adesso con Luca Barney, Barnabò dietro la gabbia, prende coraggio, prende velocità Lauronzano, rischia un po', poi butta il puck in dump, tutto fatto molto bene. Non c'è icing, c'era Moser, che fischio arbitrale, non lo capisco, questo è assolutamente un errore onestamente arbitrale. È un fischio arbitrale del tutto inventato. E infatti credo si giocherà un ingaggio a centropista per questo errore, si scusano i linesmen, può succedere ovviamente. Li perdoniamo Per questa volta. 3:25 al termine, ricordo il nostro partner per quanto riguarda Radio Cortina, Stuzzica la voglia di San Vito di Cadore, Corrado e Pinuccia, la miglior pizza del Cadore, adesso purtroppo solo da Asporto, con noi per le nostre radiocronache interne ed esterne a supportare il nostro lavoro. E ricordo lunedì sera puntata speciale di Spinorama, non ci saremo
alle 14, ma visto la settimana calda dell'hockey italiano, si giocherà la Final Four scudetto nella prossima settimana a partire da martedì, gara 1. Noi andremo in onda alle 20:30 per una puntata extra di 2 ore alle 20:30 dallo studio centrale di Spinorama. Mario ed io e tanti ospiti, tante cose da raccontarvi e soprattutto cercare di dare la carica giusta alle formazioni. Ovviamente quella che cerchiamo di dare la carica migliore sarà quella ampezzana, ma sarà un momento da vivere tutti insieme. Noazza Cedelli dietro la gabbia, si difende bene lungo l'angolo, esce molto pulito per lo scarico per Luca Zanatta, one timer di Luca Zanatta. Ancora bellissimo lavoro di Noah Zardini Lacedelli nell'angolo, esce con una magia tecnica illuminante per Luca Zanatta che tira e impegna Caffi. Ancora Luca Zanatta, ancora per Noah Zardini, qui è più bravo di lui il mastodontico terzino che lo va a chiudere senza pietà, si entrava di Laurin Müller che poi può allontanare, ma ancora un buon lavoro della quarta che riesce a stancare proprio molto molto bene gli avversari che adesso un Cortina potrebbe approfittare con Luca Zanatta, tiro difficile, infatti finisce largo l'angolo di possibilità per il medio dei Zanatta, era veramente ridotto. Triangolo 1-2 col fratello proprio Alessandro. Altro regalo qui a centropista di Giftopoulos che si addormenta su un contrasto, ne approfitta Maric ma non in maniera completa, disco per Lundstrom esterno, alla fine ha meglio il Cortina, può recuperare proprio con lo scambio adesso con Chad Pietoniro, buon inserimento del 47, si perde un po' il disco alle sue spalle, l'anticipo di Ivan Koreski che allunga il disco per un altro break, chiude qui molto bene l'uomo di Saronno, Max Cordiano, c'è l'ausilio di un Cazzola che fa un ottimo lavoro sempre di su e giù per il ghiaccio, riparte Remigio Giftopoulos, vediamo se ci regala un numero che da un po' ci manca. L'apporto, grande suggerimento qui di Cazzola verso Vainonen che rischia di scontrarsi con Cordiano, ma procedono nella maniera migliore senza dandosi la precedenza. Giftopoulos dietro la gabbia, allarga le braccia, lo scarico sulla blu per Vainonen per Phil Pietoniro, il tiro di Phil Pietoniro, la parata quasi inconsapevole qui di Caffi per un Cortina che spinge bene adesso la prima linea, ma adesso c'è un break, è un 3-1, solo Vainonen. Lundstrom si allarga il tiro, cicca qui per fortuna degli ampezzani, non era Lundstrom ma era Pušnik che non ha il nome sulla maglia, anzi ce l'ha proprio bello in fronte, anzi non in fronte ma sulla schiena. Suggerimento per qui Pušnik che cicca il one timer, poteva essere il 3-1 Mario qui decisamente, un altro errore del Cortina che regala un 3-1 agli avversari, grave questo. Il Cortina ha la capacità di ritrovarsi da potenziali ottime occasioni col disco girato bene nel terzo offensivo, ha un 3-1 contro nel giro di pochissimi secondi, forse la troppa generosità in attacco. Altra doppia occasione qui per Cortina, para bene Caffi, prima su Larker, poi su Tommy Alverà. Per questo che la partita rimane, ahimè, per i nostri colori negativa, ma comunque molto, molto gradevole. C'è una penalità, Mario? No, ci sono le proteste? No, non credo sia stato Proteste fischiato icing e il giocatore austriaco si lamenta. Samancic potrebbe si essere. Lamenta dicendo che era arrivato prima lui sul disco. Mi pare sia Snaid Samancic. Ovviamente in questa stagione particolare senza pubblico finisce anche qui il primo tempo, poi ci racconteremo ancora qualche dettaglio sulla cronaca per la radio. Ricordiamo il risultato dall'Olimpico di questa sera dopo il primo tempo, un bel primo tempo, ci siamo divertiti, avremmo preferito Cortina realizzasse qualche gol in più e ne subisse qualcuno in meno, soprattutto per errori, come abbiamo raccontato, essenzialmente individuali, però partita molto piacevole, aperta a qualsiasi finale. Noi ci sentiamo tra 15 minuti per il secondo periodo per quanto riguarda lo streaming. Linea alla regia.
47, la rinnovata buonasera per tutti i nostri ascoltatori e telespettatori su hockeycortina.it, sullo streaming, sul sito della Cortina, che vi offre ovviamente la Sportivi Ghiaccio, ottime immagini per seguire il match Ampezzani sul ghiaccio di casa dell'Olimpico, e ovviamente anche la rinnovata da questo esatto momento la buonasera a tutti i radioascoltatori delle frequenze di Radio Cortina, da Mario Pizzamore qui accanto a me e Luca Zanini Alcedelli per iniziare il commento del secondo tempo, e ancora un'analisi rapida e veloce, Mario, della prima frazione. 2-1 Felking dopo i primi 20 minuti. Sì, l'unica cosa negativa è il risultato e i regali individuali del Cortina, perché dal punto di vista del gioco veramente non c'è nulla di cui lamentarsi. Sarei contento di rivedere il Cortina con il piglio del primo periodo. Con il primo periodo, con magari un po' più attenzione sulla tattica difensiva, perché ricordiamo i gol non arrivano, forse il secondo su un errore, una svista difensiva, anzi il primo, se non vado errato, il gol di Maric. Il disco perso sulla blu. Il primo disco perso sulla blu, invece il secondo è quello giocato nel terzo della Cortina, quindi un errore in fase offensiva della Cortina che regala il break a Maric, e l'altro un piccolo pasticcio dietro la gabbia tra Enrico Larcher e Luca Zanatta che ha regalato il pareggio agli austriaci. Tutto da rifare per gli ampezzani, che avevano messo sui binari giusti la partita con il gol della quarta linea di Faloppa, come ricordiamo un bellissimo gol, il suo, un'azione individuale veramente ben riuscita, anche ben costruita a livello tecnico, che però non ha garantito a Cortina il vantaggio durante i primi 20 minuti, troppo poco. Cortina comunque ha dimostrato di giocare un buon hockey, deve essere più accorto, appunto, come ricordiamo, in fase difensiva. Vediamo se sarà in grado in questo periodo soprattutto di andare a riprendersi il match. Giftopoulos dietro la gabbia, anche qui leggerissimo nel contrasto, perde e non va addirittura a recuperare con il suo patinaggio. Cazzola va a prendersi lui il pack a centropista, addirittura nel terzo, lo scambio con ancora un leggerissimo Giftopoulos che non raccoglie il pack, smorfia di insoddisfazione da parte di Remy. Decisamente serata no per il 73 Ampezzano, passati 30 secondi già 2 errori del 73. Mario. Brutto approccio al secondo periodo, però vedrai che a furia di nominarlo ci regalerà qualcosa. Effettivamente è un brutto approccio, si sta dando molto più da fare il buon Cazzola. Un Cazzola che sta sicuramente reggendo le fortune della prima linea già da un bel po'. Qui sbaglia Filippo Pietoniro, si recupera un grande disco con una magia, giocatore austriaco al limite del bastone alto. Vainonen porta lontano un giocatore, ma non abbastanza da riuscire a portare fuori il pack dal terzo. Cortina un po' in sofferenza qui, attenzione alla grande giocata, il tiro che non arriva però in seconda battuta. Cortina che inizia, diciamo, in maniera un pochino imprecisa questo periodo. Non c'è icing, si gioca con l'uscita di zona sulle stecche austriache, ci mette il bastone qui Luca Zanatta, recupera il disco, ancora Remy Giftopoulos, ancora sul ghiaccio, disco al centro per un Tommaso Alverà che non colpisce di prima intenzione, va a allargarsi un pochino, va a chiudersi l'angolo di luce per cercare uno spiraglio nella porta di Alex Caffi. Vediamo se ce lo ripropone la regia. L'azione con la prima bella giocata di Giftopoulos che trova la corsa di Tommaso Alverà, un rigore in corsa, si è allargato un po' troppo, no Mario? Sì, qui, bello il passaggio di Remy, sottolineo però che era sul ghiaccio da 1 minuto e 30 secondi. Tommaso Alverà forse poteva fare qualcosina di più, o quantomeno poteva tentare il tiro di prima intenzione, Paracaffi. Comunque buona occasione per il Cortina. Adami lascia sfidare il pack per proprio Tommaso Alverà, viene fermato sulla neutra, recupera il pack, è quello numero 28 Pezzano. Maric, ancora Alverà, bravo a trovare Adami che però ha un po' di difficoltà qui nel giocare da fermo. Si gioca tutto sulla neutra e recupera proprio Tommaso Alverà che si allunga il pack lungo la balaustra, esce Caffi, fa circolare il disco proprio lungo la banda dalla parte opposta del ghiaccio. Draskovic a lavorare questo pack sulla neutra, un po' di confusione in questo momento. Adami, e anzi Alverà prova a mettere un po' di lucidità, arriva anche il tiro non male di Mike Zanatta, largo comunque. Ronny De Zanna fa scorrere, però non c'è nessuno ad assecondarlo.
Sbagliano qui gli austriaci, bravo qui Moser che deve anche distogliersi dalla marcatura dell'arbitro, si lamenta un po' Moser, ma inevitabile lo scontro tra il Dreo, che comunque vediamo nel replay riesce comunque a assistere Barnabò, che poteva forse fare meglio qui. Altra grandissima occasione qui, veramente errore in questo caso della retroguardia austriaca. Disco che arriva a Moser, che di prima intenzione trova benissimo al centro Luca Barnabò, che cerca la deviazione, para ancora Caffi, ma altra grande occasione per gli ampezzani. Cioè dire, un'altra occasione, ma ancora veramente ineccepibile e invalicabile. Caffi, sempre preciso, sempre attento, mai scomposto. Sì, fino a questo momento nulla da dire neanche su Caffi. Speriamo che anche lui prima o poi ci regali qualcosina. Come ha fatto la difesa austriaca in questo frangente. Barnabò gioca bene qui la terza, riesce a tenere il pack, gioca anche fisico qui con un ottimo cowboy Marco Sanna, disco sulla blu, passaggio non perfetto di Zanatta per Cordiano che comunque riesce a tenere dentro il pack, momento di pressione bianco-blu, Barnabò per Max Cordiano, passaggio sbagliato, break regalato, uomo di Saronno arriva e riesce a recuperare su una sua piccolo errore precedente, bravo Max comunque a recuperare subito per un passaggio in questo caso non proprio millimetrico, diciamo così. Barnabò ancora sul ghiaccio, Sanna, terza linea parecchio stanca, deve andare a cambiare. La pressione della quarta, si stanno allungando un pochino i cambi, o per situazioni inevitabili, ma comunque vedo giocatori a fine cambio sempre un po' stanchi, non va bene. Bisogna uscire dal ghiaccio ancora con la condizione di poter raggiungere la panchina con una certa soltezza. Arriva il tiro di quelli di Alessandro Zanatta, bel tiro di polso, secco, centrale, ma conclusione veramente potente di Alessandro Zanatta che impiega tutta la lunghezza delle sue braccia per andare a colpire con un bel tiro di polso e guadagna comunque un ingaggio in zona. Sì, ancora attiva la quarta linea, cerca il tiro Alessandro Zanatta, para Caffi. Face off perso qui da Zanina Celari, che deve rivedere un pochino la sua impostazione proprio all'ingaggio in fase difensiva, ovviamente è più importante. Qui Vainonen ci mette il corpo, fa circolare il pack, Filippo Tonino si attarda un po' nel girarsi faloppa sulla uscita di zona di Filippo Tonino, che qui serve Zanina Cedelli. Il passaggio è riuscito molto bene per Alessandro Zanatta, che prova ad andarsene. Alessandro Zanatta le doppie finte, si allarga, stop and go sulla blu per il tiro di Luca Zanatta, il fratello medio della famiglia. Bella la combinazione tra i due, fatto molto bene ancora qui l'uscita di zona della quarta linea e l'azione personale poi di Alessandro Zanatta, che è riuscito a tenere il pack, a proteggerlo e a servire in corsa il fratello Luca. Può liberare qui, ci prova con un colpo alla Cristiano Ronaldo. Krabner, cortina con Giftopoulos il tiro, para Caffi, ancora secco Giftopoulos, bravo Caffi, hai visto quanto è uscito dai pali. Bravissimo ancora in questa occasione Caffi, che para chiudendo del tutto l'angolo di tiro a Giftopoulos. Prima sottolineo il bellissimo tracciante di Noah Zardini e la Cedelli a tagliare tutto il campo precisissimo sulla stecca di Alessandro Zanatta. Bravo ancora a lavorare e di rovescio a servire Luca Zanatta, one timer, e para ancora Caffi, protagonista assoluto di questi primi 5 minuti di seconda frazione. Esattamente, perché sono trascorsi 5 minuti all'Olimpico, sono trascorsi anche altri minuti importanti negli altri stadi della Alps Hockey League. Mario, abbiamo anche qualche definitivo? Abbiamo anche i primi risultati definitivi, per esempio a Fassa il Salisburgo vince 7-4, a Vipiteno la squadra di casa recupera e vince all'overtime 3-2 col Bregenzerwald. Sono ancora in corsa invece sia la partita di Renon con lo Jesenice in vantaggio 2-1, sia la partita di Brunico con Valpusteria e Kitzbühel sull'1-1. Bello lo scambio qui tentato, non arriva la prima penalità, Cazzola un po' colpito mentre stava cercando di concludere. Sì, onestamente a me sembrava netta il fallo del giocatore austriaco a pochi metri. Ecco, noi li vediamo nel perfetto replay. No, scherzavo. No. Visto il replay mi autoaccuso. No, si lascia cadere il buon Cazzola. Si lascia cadere, sì. E giustamente da buon giocatore di origini italiane sì. Cerca un po' di accentuare il contrasto. Aveva tratto in inganno anche me. Adami perde la contesa del face-off sotto la nostra postazione. Cortina comunque mi sembra cresciuto in questi minuti dopo un approccio di secondo drittel non proprio felice. Tommaso Alverà deve fare tutto da solo qui dietro la gabbia, c'è la chiusura però ancora di un ermetico in fase offensiva Fecchi, che cerca un forecheck sempre come ha fatto nella prima frazione, sempre piuttosto alto.
e qua va a recuperare un disco per un'altra occasione. Bravo qui Cordiano, se non sbaglio, a distogliersi anche da una probabile trattenuta e fallo che poteva essere considerato a suo danno. Ha fatto un buon lavoro di chiusura sull'attaccante austriaco, le lamentele di Dylan Stanley. Sì, però anche in questo caso secondo me il lavoro di Cordiano è stato pulito, bravissimo anche De Filippo a parare sulla deviazione. Dylan Stanley si lamentava, ma secondo me anche in questo caso, come poco fa su Cazzola, giusto lasciar correre e non fischiare queste piccolezze. Cortina vince il face-off fuori dalla blu del suo terzo. Phil Pietroniro cerca un dump improbabile che potrebbe risultare icing. Sarebbe curioso andare a vedere la statistica di Phil Pietroniro sugli icing, credo che sia primo ma con molto margine sul secondo. Mi hai rubato le parole di bocca. Da quando ho il piacere e l'onore di poter seguire le partite in telecronaca, devo dire che almeno 3 o 4 a partita ce li ricordiamo sempre. Poi parliamo sempre della nostra postazione, ma ovviamente certo. hai perfettamente ragione Mario, anche qui sotto come abbiamo seguito nell'azione precedente c'era Marco Sanna con il bastone che chiamava il passaggio più semplice era veramente verso Marco Sanna che era in corsa, quindi non era fermo, era un passaggio da fare quello, e invece un dump dentro la sua blu è praticamente improbabile che arrivasse un giocatore a Pezzano in anticipo. Maric cerca di assistere, bravo qui Vainonen, giocata di fino e poi riesce a allontanare il puck in qualche maniera. Marco Sanna dentro il terzo cerca di saltare il suo opponente, poi si ferma saggiamente, allarga per il tiro di Vainonen, anzi di Luca Zanatta. Che bello il lavoro in fase difensiva di Vainonen, sì. Pulito, fisico e passaggio preciso in uscita. Un po' meno bene qui la gestione del puck in balaustra, deve correggere tutto Luca Zanatta, recuperare con il suo partner, il giovane partner della prima parte di campionato che è Enrico Larcher, quindi si dà fiducia ancora ai due, l'esperienza, la bravura di Luca Zanatta, la freschezza e anche la bravura comunque di un Enrico Larcher che qui non è preciso però nel far circolare il puck, però è bravo poi a chiudere, a far circolare il puck lungo la balaustra per lasciare il disco in zona. Recupera Luca Zanatta, aspetta l'arrivo di Enrico Larcher, è chiuso, si attarda un po' qui Luca, rischia molto anche in una penalità che arriva infatti. Può starci, onestamente può starci. Luca si avventa in un dribbling un po' pericoloso in zona difensiva in quell'angolo, perde il disco e non so quanto sia intensa la carica, quanto si lasci cadere l'austriaco, ma l'arbitro giustamente fischia. Sì, penalità c'era fischia tutta. La trattenuta, sì. C'era tutta e come spesso cade, nasce sempre da una penalità che nasce da un errore individuale, in questo caso di Luca Zanatta, che cerca poi di andare ovviamente a rifarsi in maniera troppo veemente per un disco regalato perché era in possesso degli Ampezzani. Primo power play della serata a favore del Falkirk, il primo power play. Per curiosità andiamo a vedere come si comportano gli austriaci nella situazione di uomo in più in questa stagione, per quanto contino e molto contino le percentuali ovviamente nella hockey, anche noi le teniamo a riferimento. Bene, il Falkirk ha il quarto miglior power play del campionato, Mario, con i cari ascoltatori, con una bella percentuale di 23,9% in 92 occasioni, è riuscito a segnare 22 gol, solo 3 gol subiti appunto dalla squadra avversaria in short hand, che non sono pochi, però sono una percentuale che regala uno dei primi posti in classifica come special team alla squadra austriaca, quindi power play da temere. D'altra parte c'è un penalty kill nel Cortina che invece latita parecchio. Sì, vedremo, non sempre le statistiche raccontano la verità, poi c'è la storia del ghiaccio, vediamo. Cortina in 4, ancora per 80 secondi, Falkirk in 5, non inizia bene il power per il Falkirk, un pochino raffazzonato qui sulla blu, rischia anche con un pack che finisce quasi, non finisce, di poco fuori dal terzo, su un passaggio lungo la blu tra Birnstiel e il suo compagno, che qui controllo difettoso, circola bene, bravo qui però Cazzola ancora con Giftopoulos che prova la pressione, poi va a cambiare Remy, ma in ritardo il cambio a Pezzano, che errore qui sul cambio da parte della panchina del Cortina, che regala un 5-3 al Falkirk. Non vorrei essere
troppo cattivo, ma anche qui Giftopoulos non ha fatto capire di andare a cambiare, lo ha fatto in maniera piuttosto stanca e quindi Marco Sanna non si era accorto delle intenzioni di Giftopoulos e doveva partire dalla sua panchina e andare a finire dall'altra parte del campo. Onestamente anche noi qui dall'alto, dove abbiamo una visuale molto agevolata, abbiamo visto Giftopoulos che sembrava volesse andare in pressione sul difensore austriaco, poi a un certo punto cambia idea, cambia direzione, esce direttamente, Sanna si attarda di qualche secondo e rischiamo rimanendo in 3. Ancora power play Fekki che sbaglia il primo passaggio nella costruzione di diamante, qui al limite dello sgambetto su Marco Sanna, si apre la scatola pezzana, pericoloso, può recuperare perché gli austriaci non sono veloci alla circolazione del disco, qui potevano approfittarne in maniera drastica perché la scatola pezzana si era sfaldata. Para Marco De Filippo, gira la porta qui la squadra austriaca, Binstil cerca il palo, cerca la porta anzi, e poi colpo sulla maschera di Marco De Filippo e c'è il Far West con alla fine alla meglio il nostro miglior fighter, il nostro miglior goon che è Mike Zanatta. E devo dargli tutte le ragioni del mondo perché il numero 71 austriaco non si sa per quale motivo, non penso lontanamente, però comunque dopo l'ha colpito. che De Filippo aveva tranquillamente parato, tira un colpo a De Filippo. Bravissimo Mike Zanatta. Ecco le play, signori e signore, soprattutto il tiro parata con ritardo. Il 71 colpisce anche in maniera leggera il portiere De Filippo. Mike Zanatta fa buona guardia, difende il portiere come sempre succede, vince anche la rissa che comunque a livello personale psicologico male non fa. Gorecki, l'autore della fallo, non sembrava tanto volontario, ma comunque ha colpito sul volto il portiere, cosa, per quanto non abbia dato grandi danni a Marco De Filippo, cosa mai da fare, toccare il portiere. Soprattutto inutile perché De Filippo aveva già bloccato da un bel po' e quindi giustamente poi Mike va a difendere il suo portiere. Mi auguro che la penalità sia per tutti e due i giocatori. Il portiere non si stocca, don't touch my goalie, qui accade con Gorecki che esagera un po' nella sua irruenza nei confronti di Marco De Filippo e la giustizia dello sceriffo Mike Zanatta, ovviamente, che poi ha anche la meglio nel piccolo fight che è nato. Sì, abbiamo questa piccola soddisfazione. Nettamente la meglio, anzi sottolineo. Vediamo cosa accade sul ghiaccio, ci sarà sicuramente un 2 minuti per entrambe le parti. Mike Zanatta ha già preso la via insieme al fratello, d'altra parte c'è non capisco perché sia il numero 19 in panca puniti del Feldkirch, che era 71 regolamento sul ghiaccio. 71. Mi pare che sia fuori a curarsi il 71 per un pugno forse preso da Mike Zanatta, credo, sai? Alla fine penso sia stato mandato proprio il giocatore per sostituire il giocatore che è senza casco in panchina, che penso sia proprio Gorecki, ed è il giocatore appunto che è intervenuto in maniera fallosa su Marco De Filippo. C'è la necessità anche della macchina del ghiaccio o almeno dell'ausilio degli operatori dello stadio olimpico. A questo punto credo, posso ipotizzare, qualche goccia di sangue forse lì in zona De Filippo. Associando le due cose, il giocatore senza casco in panchina e il sangue, speriamo a questo punto non siano 2+2 per Mike Zanatta, anche se nel fight non so se siano considerati o meno. Onestamente è stata un fight assolutamente onestissimo. Ma attenzione però, l'operatore dello stadio non va nella zona dove è successa la colluttazione. Ecco, viene rindirizzato ovviamente, vuol dire che non stava seguendo molto la partita. No, potevano però anche fermarlo qualche metro prima invece che osservarlo passeggiare tranquillamente. Anche perché non hai pattini, voglio dire. Comunque credo sia giusto 2 minuti a Mike Zanatta, 2 minuti al 71 del Feldkirch. Vediamo se abbiamo già qualcosa a referto, Mario, anche per voi cari telespettatori e radioascoltatori, se abbiamo una delucidazione anche sul sito della Alps per vedere effettivamente quali siano le penalità combinate ai due giocatori. Si gioca in 4 contro 5, quindi rimane il power play austriaco, non è ancora stato deciso nulla, almeno non è stato ancora scritto nulla sulla pagina live della Alps Hockey League. Ricordo Cortina sotto, siamo arrivati quasi a metà match, 2-1 in un match che diventa anche duro, piacevole, anche perché insomma si vede anche un po' di vecchio hockey, non troppo vecchio, ma cose che insomma ci mancano un po', qualche azione e qualche situazione un pochino combattuta anche oltre l'educazione. Visto che non ci sono i minuti segnati sul tabellone, direi che potrebbero essere 2 minuti per roughing a tutti e due e rientro a gioco fermo come capita in questo caso.
Vediamo se Mario avrà ragione sulla sua visione di questa probabile penalità, questa sicura penalità. Penso che Cortina recupera un buon disco qui con Giftopoulos che prova il tiro con un Charles Pitoniro vicino a lui, tenta la conclusione con una stecca avversaria a intromettersi sulla traiettoria, Pache si impenna, tocca i cristalli, anzi le reti di protezione, quindi gioco interrotto e azione e ingaggio in zona per gli ampezzani che tornano a rivedersi nel terzo del Feldkirch. Manca da un po' di tempo, ma la maggior parte del tempo il gioco è rimasto fermo nel terzo ampezzano per quello che è successo. Proviamo a rivedere qui ovviamente dal nostro monitor. Se non ho sentito male mi sembra bravo, di aver percepito un 2+2. 2+2 entrambe. Ecco qui Mario, abbiamo proprio come dici tu 2+2 per Raff, quindi per appunto la rissa precedente. Si gioca comunque, entreranno a gioco fermo, dovrebbe rientrare, è già rientrato Luca Zanatta, quindi si gioca in 5 contro 5 l'Olimpico. 9:49 al termine della seconda frazione, 2-1, partita vivissima, partita anche un po' spigolosa se vogliamo, niente di particolarmente cattivo, le squadre si rispettano ma si offendono anche, una partita di hockey. Cortina più bravo nel secondo tempo a fare meno regali, ma anche meno bravo a offendere, però come aveva fatto nella prima frazione, a dare modo di avere un gioco arioso e a tratti anche spettacolare. E un Feldkirch che comunque gioca hockey in maniera sostanziosa, fisica, tiene lì il puck. Devo dire è una delle squadre che finora mi piace di più, ho visto giocare qui all'Olimpico, Mario, senza particolari numeri ed individualità, per una squadra che gioca un hockey robusto. Sì, idee chiare dei giocatori austriaci, schemi puliti. Comunque il secondo periodo sicuramente è più combattuto, più ruvido, e quindi tutto ciò a discapito dello spettacolo del primo tempo, con le squadre più lunghe e quindi con occasioni che fioccavano da una parte e dall'altra. Continua poi a portare il disco con Emanuele Larcher, disco che non passa la neutra. Pushnik continua a mettere fuori, recupera, vediamo se adesso Zaniacelli riesce a recuperare un buon disco sulla neutra, troppo lungo però per Alessandro Zanatta da raccogliere. Esce Caffi, Cortina, vediamo adesso l'uscita di zona di recupera il disco nuovo Daniel Cedelli, passaggio forzato, però comunque arriva a destinazione sulla stecca di Alessandro Zanatta per Cordiano. Bene ancora qui Emanuele Larcher, il tiro finisce di poco a lato, forse c'è una deviazione di Daniel Cedelli, di poco a lato la conclusione di Emanuele Larcher. Ancora molto positiva la quarta linea ampezzana. Faloppa prova a recuperare questo pack vagante nella blu. Cordiano, tiro della disperazione per andare a cambiare, bravo Cazzola qui, andare a fare subito pressione su Caffi e a guadagnare un disco e un ingaggio in zona. C'è il power break per la nostra regia in streaming, quindi ai nostri colleghi della regia lasciamo il tempo di rilassarsi quei 30 secondi. Noi invece, per quanto riguarda la radiocronaca, vorremmo ricordare ne avessimo qui una pizza di Stuzzica la Voglia, Mario. Sotto tutti i punti di vista, considerando ristorazioni chiuse alla sera, quindi dovremo organizzarci anche noi almeno una decina di pizze da sport. Il buon Corrado ci preparerà. Si torna a giocare anche l'Olimpico in diretta streaming sempre su hockeycortina.it. La rinnovata buonasera da Luca Zaniacedelli e Mario Pizzamore. Ingaggio per il Cortina in zona offensiva a destra di Alex Caffi. Cortina sotto 2-1, vanno nel tiro, la para qui ancora Caffi, preciso. Non arriva ancora il primo gol del finlandese ex Oniziomo. La ripartenza di Fennick, lo scambio, bravo qui a chiudere Charles Pietonino, un ottimo back check ai limiti del regolamento. Infatti le proteste della panchina austriaca non portano a nulla. Caffi un po' indeciso, poi lascia il disco per la sua difesa. Scambio rapido qui di Birnstiel verso Dylan Stanley. Stanley, l'approccio nel terzo, prova con il rovescio del bastone, anzi era Lundstrom, non era Stanley. Giocatori brevidini molto veloci. Ricordo Lundstrom arrivato da poco alla corte di Michael Lampert, in quanto appunto Jan Stuckel è tornato oltreoceano in American Hockey League. Al suo posto è stato ingaggiato una vecchia conoscenza della Alps Hockey League,
appunto lo svedese Lundström, Linus Lundström, ex Gardena, ex Fassa. 7-13 al termine, Adami esce pulito qui dal terzo per una ripartenza pezzana che potrebbe tramutarsi in qualcosa di interessante. Ronny De Zanna, disco al centro, tocca qui, bravo Marco San, anzi Luca Zanatta, confuso per il numero e anche la capigliatura. Adami, il tiro di Adami, troppo facile questo per Caffi, ancora precisissimo. Caffi protagonista in questo secondo periodo, però sottolineo la splendida azione della seconda linea pezzana, uscita di Adami dal terzo con un disco preciso per Ronny De Zanna che serve la corrente Sanna, libera il tiro, ancora risponde presente Caffi. Adami al face off proprio contro Dylan Stanley. Vince l'ingaggio la squadra austriaca, ospite questa sera all'Olimpico. Pacca rimbalza, bravo Rico Larker, qui non si fa sorprendere dallo strano rimbalzo, però disco recuperato in zona neutra, qui si addormenta un po' la prima linea, la seconda linea offensiva del Cortina, infatti regala una penalità in ritardo perché a centropista troppo passivi gli attaccanti ampezzani che vanno a recuperare su una chiusura di Larker e poi è costretto alla penalità il Cortina. E onestamente è netta anche questa penalità, riguardiamo nel replay. Sì. Sgambetto di Luca Zanatta, troppo evidente. Sicuramente deve trovare la forma migliore Luca Zanatta, è già da più di un mese che è fuori e la pazienza per lui ovviamente gliela concediamo assolutamente, soprattutto perché questa sera secondo me per lui è un test match da provare la sua reazione a livello fisico, se la schiena è a posto, perché la partita è importante, non che questa non lo sia, ma quella sicuramente l'impegno più importante della stagione finora è quello che accadrà settimana prossima con gara 1 ad Asiago, gara 2 a Cortina, si gioca allo scudetto l'87esimo, quindi così per Marco De Filippo, così per Luca Zanatta questa sera non pensavo addirittura fossero impiegati, invece è stata una scelta forse per testare la loro condizione fisica, Mario. Sì, sarebbe stato un rischio molto più grande presentarsi sul ghiaccio direttamente martedì, sì. Giusto mettere qualche minuto, qualche contrasto nelle gambe, invece per De Filippo qualche parata e trovare la confidenza giusta. Certo, questo non volevo dire che ci fosse stato un errore di Luca Zanatta nella penalità, lui ha commesso l'errore del fallo, ma l'errore è nato da un'altra situazione di gioco. Intanto seguiamo il quarto power play del campionato che ha fallito il primo tentativo di questa sera con l'uomo in più. La circolazione la stiamo vedendo, è molto buona, Pac con un disco che viene fermato, arriva il fischio e poi il disco viene spostato, si lamenta ovviamente Maric perché secondo lui il Pac era ancora attivo, non era chiuso, infatti. Non ha tutti i torti Maric, ma il buon Vainonen ha fatto sentire il proprio fisico e una volta che c'è stato il fischio arbitrale il gioco era fermo in ogni caso. 5:37 al termine del secondo tempo qui all'Olimpico tra Feldkirch e Cortina, sempre in vantaggio gli austriaci del Vorarlberg per 2-1, decidono le reti nel primo tempo di Maric e Pušnik, Birnstein sulla blu, squadra austriaca ancora in power play per 50 secondi, sbaglia l'approccio al one timer qui, però si apre la scatola pezzana, Birnstein la finta, il passaggio, deviazione sotto porta, il Cortina riesce a prendersi il Pac, bravo qui Cowboy San a buttare il Pac dall'altra parte. E che parata di De Filippo sulla deviazione. Sì, va a cambiare anche lo special team di penalty killing Ampezzano, almeno in una delle sue parti, sbaglia qui l'approccio nel terzo, arriva infatti l'offside. Bene, 23 secondi al termine del power play, ingaggio fuori dal terzo, ci sono le chiare possibilità che il Cortina ne esca pulito da questa situazione di inferiorità numerica. Sì, la seconda occasione della serata in power play, tutte e due con punito il 55 ampezzano Luca Zanatta. Disco conquistato, Filippo Toniro qui fa la cosa giusta, va in liberazione, ma ovviamente qui non c'è liberazione vietata perché il Cortina gioca un uomo in meno. Disco recuperato da Chad che potrebbe tirare quasi al volo, Caffi era fuori dai pali, Chad Pietoniro, cosa ha fatto Chad Pietoniro lì nell'angolo? Il disco mi sa che si è alzato davanti al suo bastone, aveva la possibilità di tirare al volo perché Caffi era fuori dai pali, poi ha fatto tutto molto bene qui, gran check di Filippo Pietoniro che lascia sul ghiaccio il solidissimo attaccante e reazione ancora Adami qui, fallisce l'occasione del pareggio clamorosamente, direi qui. Assist illuminante di Luca Zanatta appena tornato sul ghiaccio, Francesco Adami si ritrova con la porta sguarnita
non riesce nella deviazione. Prima invece Phil Pietroniro stende un giocatore austriaco con un check assolutamente regolare. Sì, un open ice check veramente intimidatorio e fisico, è rimasto a terra il giocatore austriaco che poi non era proprio un peso leggero. Bravo qui Moser, anzi lo scambio Tommy verrà con Moser, ancora Moser recupera il pack, poi lo scarico sulla blu non è preciso. Ma anche a te Mario, volevo chiedere in precedenza, non ho capito Chad Pietroniro che intenzione avesse, perché poi alla fine è riuscito a tirare, ma ha tirato fuori dalla porta quando c'era Dami completamente solo davanti alla gabbia, lì la testa bassa di Chad Pietroniro, una possibilità veramente di andare sul pareggio in due occasioni, prima appunto secondo me l'errore di Pietroniro e poi l'errore di Adami sul one timer. Arriva la conclusione e il gol di Teo Moser, forse c'è la deviazione di una stecca sicuramente avversaria, c'è una deviazione o a Pezzana, ma arriva il bravo Teo Moser. A noi poco importa, rivediamo nel replay. Teo Moser entra il terzo, arriva la conclusione della deviazione austriaca. La deviazione è proprio quella di Kevin Pušnik, che è l'autore del secondo gol austriaco, che segna anche il secondo gol a Pezzano, in poche parole, ma ovviamente il merito gol è tutto di Andrea Moser, anche perché il disco era ben indirizzato all'incrocio. Grande gol comunque di Andrea Moser, soprattutto gol importantissimo in un momento difficile della partita. Sì, in realtà negli ultimi minuti, per non dire secondi, tante occasioni. Sì, da una parte per il Feldkirch, ma soprattutto per gli ampezzani, 2 volte Adami, 2 volte Chad Pietroniro. Andrea Moser che arriva al suo terzo gol stagionale, ovviamente se notate che noi magari ai gol o alle situazioni dove Andrea Moser è presente scappa qualche sorriso, è ovviamente perché Andrea Moser è un amico stretto di Mario Pizzabone e un amico stretto di Spinorama, che è la trasmissione nostra. Ovviamente sono sorrisi di gioia, un po' anche tante volte di ironia che possiamo permetterci nei confronti di uno dei personaggi più importanti proprio nella roster della Afro Cortina e quelli ovviamente più amici di noi che seguiamo l'hockey Cortina a livello mediatico, quindi se qualche volta si può scappare un sorriso, una battuta, è assolutamente in una buona fede e in amicizia che facciamo nei confronti di Andrea Moser, e anzi la gioia è doppia poi quando riesce anche a fare gol il nostro amico Dreo. Sì, il tutto comunque condito dalla solita onestà intellettuale che ci contraddistingue. Adami cerca la buona azione, però perde un disco in zona neutra, per fortuna il Felkin non ne può approfittare perché la retroguardia Pezzana è già chiusa. Adami però va a recuperare lui stesso il disco, lo mette fuori non proprio con il timing giusto, però ancora a recuperare lui su un suo errore. Lo scambio è riuscito, la bella azione, viene falciato da Zanna, Tommy e verrà per Adami, 3-2, grande azione qui nel Cortina, che bel gol. E questa è l'intesa che avevamo visto contro l'Asiago, abbiamo rivisto a tratti le esenizze della seconda linea Pezzana. Tutto nasce da De Zanna che viene steso prima dell'ingresso della blu. Adami è bravo a suggerire per Tommy Alverà, che aspetta che il terzino di fronte a lui si metta a terra e fa passare il puck proprio sotto il corpo del difensore austriaco. Adami è bravo qui a trovare il 3-2. Bel Cortina cinico ora, che va a chiudere sulle piccoli errori del Felkin che non si erano ancora visti. Qualche piccola crepa inizia a esserci anche nel sistema difensivo anche se il merito è tanto del Cortina in questo caso. Sì, in questo caso azione veramente splendida, iniziata da Ronny De Zanna, propiziata poi da Adami che apre per Tommaso Alverà, che chiude il triangolo, e ancora Adami a porta praticamente sguarnita come pochi istanti prima riesce questa volta invece a bucare Caffi. Cortina che ribalta completamente nel giro di un minuto, Mario, correggimi se sbaglio, o poco più, il risultato che era ancora favorevole agli austriaci. Siamo a 1,47 dal termine, 3-2 Cortina, occasione qui ancora, che parata e che leggera, un po' in surplus qui Mark Zanatta sull'attaccante, Mario? Sì, un po' leggerino nella marcatura davanti porta. De Filippo ecco il replay, ne vediamo nel replay, ci propone la nostra ottima regia il passaggio verso l'interno. Mike Zanatta leggerino, arriva il tiro un po' strozzato sicuramente, perché altrimenti poteva diventare sicuramente pericoloso. De Filippo ci mette la manona, 1,40 al termine, Cortina in avanti 3-2. Godiamo ancora di un buon Cortina che forse meno bello del primo tempo, però più attento e più cinico. Sì, devo dire che passati i 4 minuti di pericolo in penalty killing, quindi tolta quella fase in cui il Felkirk ovviamente si è reso più pericoloso, il Cortina sta giocando molto meglio degli avversari.
Sì, anche perché sostanzialmente, se dobbiamo essere onesti, i primi 10 minuti tutti a favore del Fekir in questo secondo tempo. Cazzola, manca poco alla fine, disco al centro, ciao Pietoniro, anche qui non era facile, però fallisce la marcatura. Kiftopoulos sulla blu, vede Vainonen, suggerimento interno per Cazzola, grande parata plastica spettacolare e redditizia l'intervento in spaccata di Alex Caffi. Ecco nel replay il passaggio del centro Cazzola sul primo palo. Caffi non si fa sorprendere, molto bravo qui Alex Caffi. Bravo Caffi, giusto dare i meriti al portiere austriaco. Ancora però una bella azione Vainonen per Cazzola, finta il tiro Vainonen, invece apre sull'altro lato per Cazzola che tira abbastanza di prima intenzione, para molto bene Caffi. 45 secondi al termine, Ricolar che fa un buon lavoro, disco al centro, Ricolar che potrebbe scaricare sui pattini, anzi sui polpacci di Goreschi. Alverà deve trattenere dentro il pack, lo fa bene, lascia sfilare per Adami, lungo la balaustra, Adami lo protegge, viene caricato, la panchina Pezzana vuole una penalità per trattenuta, non arriva il fischio, la grande giocata rischiosissima di Luca Zanatta, però tutto fatto molto bene con Cortina in costante pressione, arriva il tiro di Larcher cercando la stecca di De Zanna, dietro la gabbia Luca Zanatta che si sposta dal suo abituale zolla di campo, una Cortina che finisce in positivo questo cambio, questo tempo, assolutamente, 5 secondi, un Fekir attonito nel subire 2 gol di Cortina e un finale dirompente a Pezzani che con la seconda linea rimangono un minuto, quasi un minuto, 50 secondi nel terzo avversario, rischiando di andare a colpire ancora la porta di Caffi. In riepilogo il gol di Davide Faloppa dopo 7-15 nella prima frazione, il pareggio di Maric e poi il gol di Pugni che danno il vantaggio nella prima frazione. Un Cortina che subisce un po' il Feldkirch, anche se non in maniera così attiva, ma comunque gioca molto bene, l'abbiamo anche elogiato il gioco del Feldkirch, in un momento difficile, dopo essere stato sotto per 2 penalità consecutive, quasi consecutive, con l'uomo in meno. Il Cortina esce dal suo terzo con un gol di Moses con deviazione di Birnstein, se non vado errato, anzi di Puznik, e Cortina prende coraggio, prende fiducia, arriva un gol su una bella azione sulla triangolazione De Zanna Alverà Adami per il vantaggio. In più questo minuto finale che dà veramente fiducia a un Cortina per affrontare il terzo tempo, e soprattutto c'è un parziale che parla a favore degli Ampezzani adesso. Sì.
22:38, facciamo tardi questa sera olimpico perché ricordiamo il match con ovviamente la nostra diretta streaming e la nostra diretta radio è iniziato alle 21, il face off iniziale appunto si è giocato alle 9 di sera in quanto il ritardo preventivato e comunque già approvato della squadra ospite del Felkirk per ovviamente i motivi che legano le difficoltà del traffico, vista l'abbondante nevicata sul Brenner, tutto l'arco dolomitico che ha ritardato la partenza del Felkirk, perché fino all'ultimo sembrava potesse essere anche forse posticipato il match. Non è stato, il Felkirk è partito e poi ha fatto il giro lungo, diciamo così, non il Brennero, cioè sì il Brennero, ma non poi a Dobbiaco Cortina, vista la chiusura del passo di Carbonin, ma ovviamente Trento, Valsugana, Pergine e via dicendo per arrivare a Cortina e giocare, nonostante il viaggio così lungo, bene il primo tempo, tant'è da essere in vantaggio nella prima frazione, ma nel secondo tempo è successo qualcosa di totalmente diverso. Eh sì, hai detto bene, primo tempo comunque dal punto di vista del gioco anche quello secondo me a favore degli ampezzani, ma risultato per il Felkirk 2-1. Seconda frazione invece dove il Felkirk ha sfruttato un miglior avvio e le due penalità inflitte al Cortina, quindi 4 minuti con l'uomo in più, dopodiché negli ultimi 10, in particolare negli ultimi 5-6 minuti, dominio ampezzano con 2 gol nel giro di un minuto e tante altre occasioni nitide. Forse Caffi, migliore in campo per i suoi fino a questo momento, sta tenendo a galla la squadra austriaca. Sì, Caffi impegnatissimo, Marco De Filippo decisamente meno in questa seconda frazione, soprattutto nei secondi 10 minuti, ma a sorpresa Mario ti rubo il tuo ruolo perché ci tengo, visto che sei un grande fan del Kitzbühel e sono contento per te che la squadra delle Aquile e della Strife tornano alla vittoria dopo 13 sconfitte, come tu ricordavi in precedenza, torna la vittoria proprio contro la capolista sul ghiaccio della capolista, quindi vittoria del Kitzbühel all'overtime a Brunico, risultato della giornata. Sì, credo, mi riferiscono da Brunico, che la capolista all'ultimo periodo sia uscita dal ghiaccio per riposarsi in vista della semifinale di martedì. È l'unico motivo che potrebbe spiegarmi questa vittoria ai rigori del Kitzbühel, che comunque, come abbiamo detto in precedenza, ferma una striscia negativa di 13 partite consecutive. Bisogna capire se anche il Kitzbühel sarà favorito, ma credo che nel suo assetto di punti, mentre è iniziato ovviamente il terzo tempo qui dall'Olimpico 3-2, risultato per il Cortina lo seguiamo nelle immagini, anche il Kitzbühel, ma credo, come dicevo, sia al completo come transfer, favorirà come stanno facendo Linz. Occasione, Cialpietoniro, para ancora bene qui Caffi, bella conclusione qui Cialpietoniro al volo senza troppo pensarci su, diagonale forte. Bravo qui Chad a distogliersi dalla marcatura, buon delay lungo la balaustra, guadagna il terzo, poi sbaglia l'ultimo passaggio, va a recuperare Birnstein. Dicevo appunto del Linz che si è accaparato le prestazioni di 4 giovani dell'Ontario Hockey League, e giovani promesse, chi più chi meno, a titolo gratuito, perché l'Ontario Hockey League è ferma e sta spostando i suoi giovani, classe 2000, 2001, 2002, 2003, nei campionati europei, diciamo quelli di fascia media, come quello dell'Alps Hockey League. Addirittura a Isenitze ha proprio ingaggiato da poco uno che sarà un giovane classe 2003, che potrebbe essere uno dei prossimi prospect NHL, un classe 2003. De Zanna cerca Tommy Alverà, troppe stecche davanti a lui, quindi si potrebbe anche, non credo, perché comunque sono giovani sicuramente diversi anche di probabile talento, si potrebbe assistere a una seconda fase di campionato magari con un Linz che torna a giocare per vincere, anche non solo per giocare, e un Isenitze che potrebbe essere rafforzato da questo giocatore di chiare origini italiane che adesso andiamo a trovare anche il nome che mi sfugge al momento, va a rinforzare proprio il sodalizio dei Balcani. E cose che i movimenti che ci sono ancora attivi ovviamente prima della chiusura del mercato, che sarà con fine gennaio, quindi a pochi giorni. Sì, staremo a vedere. Ovviamente noi da appassionati e seguaci dell'Alps Hockey League siamo contenti se il livello in generale tecnico si alza. Staremo a vedere. Giovani di talento sicuramente sono il futuro dell'hockey, quindi giusto dare lo spazio a loro. Sanna corre veloce, porta a spasso la difesa, gira largo, suggerisce per Cordiano, quindi alza il baricentro, si lascia un po' andare qui Moser sul contrasto, non abbocca l'arbitro che era vicino a lui, cade anche Barnabò, ma per
un suo precario equilibrio, non per il contrasto come ha ricevuto Moser, che ha cercato la penalità, ma obiettivamente parlando era solo un contrasto. Cordiano, disco lungo la balaustra, c'è icing, anche questo parecchio dubbio, perché il disco sembrava già oltre la rossa di metà campo. Il Cortina deve andare a difendersi con la quarta linea che è appena entrata sul ghiaccio. Dall'altra parte infatti c'è un errore arbitrale, si giocherà un ingaggio in zona neutra per errore arbitrale. Secondo della serata, tra l'altro, sì, esattamente, di questa caratura. Dopo andiamo a controllare, Mario, il nome di questo giovane talento dell'Ontario Hockey League che è stato parcheggiato per questa parte di stagione, appunto, visto che la lega maggiore, una delle leghe più importanti. Occasione qui per Faloppa, che va a colpire su bel suggerimento di Alessandro Zanatta, ancora quarta linea che combina molto bene, occasione sul rovescio del bastone. Eccolo qua, Mario, di chi si tratta? Il giovanissimo Francesco Pinelli, quindi chiarissime le origini italiane del giovane, che ha firmato a Jesenice in attesa che il suo campionato in Canada riprenda. Il tiro ancora di poco fuori, scusami Mario, ancora Vaino nella botta sopra la traversa, riesce a conquistare il disco. Filippo Tonino lo scaglia un po' troppo alto, anzi no, rimane in gioco, non tocca le reti di protezione sopra il plexiglass. Ancora Vaino a guadagnare il pack in zona, lasciare a Faloppa a difenderlo in mezzo a due uomini, il marcatore della splendida marcatura iniziale del Cortina. Arriva Alessandro Zanatta in suo soccorso, si scontra i giocatori, ancora un Cortina con la quarta linea che riesce a premere, cade un giocatore a terra, non c'è fallo, sbaglia Vainonen qui sul suggerimento verso regala un break per bravo Filippo Tonino qui a chiudere. Fennig a recuperare questo pack, Daniele Celari che deve andare adesso via con il disco, suggerimento per Alessandro Zanatta, subisce una carica ma non in maniera così violenta, poi se ne danno un po' alle Zanina Cedelli e un altro giocatore del Feldkirch. Cortina vivo nel terzo, il tiro di Zanatta parato da Caffi. Ancora bene la quarta, Mario, che gioca il miglior cambio nella sequenza dei quattro, riesce a stare in zona, arriva a due tiri con la blu da Vainonen, poi anche con la bella occasione capitata sulla stecca di Faloppa su una bella combinazione di Zanina Cedelli e il passaggio finale di Alessandro Zanatta. E quindi direi una squadra che sta girando questa sera, mi sembra più del solito, con tutte le quattro linee bene. Il tiro dalla blu di Giftopoulos, cercava la stecca di Cazzola, deviazione con una riva penalità ai danni del Cortina, se ne danno Chad Pietoniro, un'altra penalità per il Cortina, peccato, esce Caffi dai pali, penalità differita, occasione, forse c'è ancora un fallo, vediamo, due braccia alzate, Chad Pietoniro, no, stanno tutte e due comunque sentenziando Chad Pietoniro per stecca alta, bastone alto di Chad Pietoniro nella carica offensiva precedente, un po' troppo veemente qui Pietoniro su una situazione comunque offensiva dove Cortina stava spingendo, giocando bene, si lascia andare un po' nell'entusiasmo Chad Pietoniro, peccato perché questo è un fallo che ci può stare, anche se comunque falli in fase offensiva a livello tattico sono sempre comunque un errore, soprattutto in balaustra. Sì, sarebbe proprio da tirare un po' il freno a mano in fase, in fase offensiva e lasciar perdere. Anche perché, scusa se ti interrompo, il Cortina era di nuovo partito molto bene in questo terzo periodo, un po' sulla falsariga della fine del secondo, e quindi questo spezza un po' l'attacco a Impensano. Sì, spezza il ritmo, che adesso è un ritmo che deve essere di nuovo rigenerato a bassi giri. Bella qui l'occasione sulla stecca di Maric, qui si addormenta un po' la scatola Pezzani in recupero, sbaglia il controllo proprio l'autore del gol iniziale degli austriaci. Cortina può allontanare il coro, sono trascorsi 4 minuti e mezzo nel terzo tempo all'Olimpico. Cortina 3, Feldkirch 2, Maric a conquistare questo pack per lo scambio, va a chiudere qui all'ultimo, almeno toccando un pochino il bastone Zanina Cedelli sull'attaccante Ampezzano, special team con De Zana, Zanina Cedelli, Zanatta 1 e 2, Stanley sulla blu, lo scambio largo, combinazione centrale, arriva anche il tiro. Fuori di pochissimo. Sì. Stanley per Maric, bravo Mike Zanatta, Zanina Cedelli allontanare, bene, ora vanno a cambiare i ragazzi che hanno un pochino sofferto il power play austriaco qui.
c'è il tocco dell'arbitro che aiuta qui il Cortina a poter liberare il disco in maniera precisa da parte di Vainonen, che porta il puck alto a 20 secondi. Questo è il terzo power play per il Feldkirch, e Cortina c'è da dire che sta giocando un ottimo special team questa sera contro il quarto power play del campionato, quindi il risultato è questo. Attenzione, però non è finita qui. Draskovic dietro la gabbia, sulla blu lo scarico, arriva l'ultima conclusione in power probabilmente del Feldkirch. Sì, bravo Phil Pietoniro qui a distogliersi il suggerimento verso un pochino errato verso Chad Pietoniro, che rientra dalla panca verso l'interno, verso Cazzola che colpisce la spalla, poi arriva Phil Pietoniro, il tiro, palla Caffi, disco verso il centro, perdono i bastoni un paio di giocatori, vanno a cambiare. Ancora partita vivissima, siamo entrambi in piedi sulle tribune dell'Olimpico Mario Dio, perché ovviamente il match è apertissimo e le emozioni continuano ad arrivare sul ghiaccio per un Cortina che è in avanti, un Cortina che sta giocando decisamente con la giusta propensione questo inizio di terza frazione, ma il Feldkirch ha avuto la grande occasione di giocarsi un power play non sfruttato, ma tanto anche per la bravura della penalty killing a Pezzano. Contrasto, altra penalità, e forse altra penalità al Cortina? No, secondo me questa è in favore degli ampezzani, Infatti, auguro. ma te l'ho detto perché tu mi smentissi, Mario. No, anche perché Sì. per quello che si era visto. Giustissima. Certo, bravo Mario, hai visto meglio di me. Scatola Cosa è successo, Pezzana, Mario? Cosa è successo, Mario? ma semplicemente dietro la porta, colpo con bastone o a due mani, tutti e due i giocatori poi sono andati a terra, ma il fallo era chiaramente del giocatore austriaco. Primo power play del Cortina questa sera. Sì, Scatola Ampezzana che ha lavorato benissimo fino a questo momento. Vediamo adesso lo special team invece con l'uomo in più, se sarà altrettanto brava a creare le occasioni. Ancora nell'inedito special team con Barnabò e Vainonen sulla blu, Zarino Cedelli, Adami e Tommaso Alverà come riferimenti offensivi. Cambia anche la disposizione tattica del Cortina in questo power play, con Zanina Cedelli come riferimento largo per sbaglia qui Zanina Cedelli il passaggio, regala un break agli avversari, errore numero 60 in inferiorità numerica, rischia molto qui il Cortina, deve andare subito a chiudersi Marco De Filippo sul pattino nella sua area piccola. Passaggio sbagliato sull'iniziale proposizione del power play a Pezzano, E subito cambio per lo special team dentro la prima linea. Adami a suggerire al giovane Zarina Cedelli cosa era meglio fare in quello scambio. Prime esperienze comunque in power play in prima squadra per qualche giovane, è giusto mettere minuti anche in queste situazioni, altrimenti non si cresce e non si migliora mai. Bravissimo Mario, sono proprio queste situazioni che fanno crescere, giocare e prendersi responsabilità, ne cresce proprio nella confidence. Luca Zanatta, rimorchio per Phil Pietoniro, bravo qui, passaggio rapido a sorpresa per i gol di Cazzola, ma grande merito è del suggerimento rapido, millimetrico e anche apparentemente semplice di Phil Pietoniro, che sul limite dell'ingresso in zona lancia Cazzola che si allunga il disco nella maniera giusta per portarselo davanti alle Scaffi e colpire con rovescio il bastone per il 4-2 a Pezzano. Giocato benissimo questo ingresso in zona Pezzani, un po' dormiente la difesa del Feldkirch. Eh sì, altro bellissimo gol a Pezzano finalmente della prima linea, passaggio illuminante di Phil Pietoniro. Cazzola supera in maniera quasi irriverente il difensore austriaco con una facilità veramente disarmante, dribbla Caffi e lo buca forse sotto le gambe. Gran gol di Mike Cazzola. 4-2 dopo 7 minuti e mezzo, si mette bene per il Cortina, ma non è finita qui, anche se il Feldkirch sembra a tratti, come ha dimostrato anche nel power, aver speso molto nella prima e seconda frazione e non avere più l'energia giusta, l'energia che ha un Cortina che sta giocando con intensità veramente assoluta anche in questo terzo tempo. Oltre ad aver trovato il gol ha dimostrato di essere veramente in forma fisica, e questo, cari telespettatori e ascoltatori, caro Mario, fa veramente ben sperare per martedì. Eh sì, è l'atteggiamento, quello che diciamo spesso che ci interessa, l'atteggiamento, la voglia, il pattinaggio. Questa sera nulla da dire, anche se arriva il gol del 4-3 del Feldkirch in maniera anche inaspettata. L'avevi ricordato prima, spesso il Cortina si fa sorprendere dopo aver fatto il gol, come è successo con il gol adesso di Cazzola. Un po' di disattenzione, mancanza di concentrazione, arriva il gol
del Feldkirch, lo rivediamo, l'abbiamo rivisto nel replay, un po' inaspettato. Sì. Non me ne sono neanche accorto sinceramente, Mario. Marcatura di nuovo troppo leggera davanti alla porta di Marco De Filippo, e attaccante austriaco che ha la possibilità di ribattere in rete. 4-3. È già successo in questa stagione purtroppo che dopo il gol il Cortina si sconcentri e si disunisca un attimino, e spesso lascia occasioni facili agli avversari. Disco ancora dentro, quindi Phil Pietroniro che cerca sempre queste volée improbabili, quando il disco a terra potrebbe sicuramente rendere più facile il gioco dei nostri avanti. Lascia proprio tante volte pensare che non abbia quello di far giocare in maniera più comoda i nostri giocatori in attacco. Bravo qui Falopa, però poi si addormenta sul secondo controllo quando poteva suggerire più semplicemente verso Daniel Celari, che fa un ottimo move a livello difensivo. La ripartenza è il numero 60, anche qui il passaggio però non è preciso verso Tommaso Alverà. Poteva cercare forse una soluzione di dump qui Daniel Celari meno rischiosa, cercando il disco proprio in zona. Si gioca molto tattico adesso con diversi errori da ambo le parti, partita che ovviamente diventa altamente nervosa. Cortina però esce bene ancora da una situazione un po' critica. Tommaso alla ripartenza della seconda linea, scambio perfetto con Ronny De Zanna, si sistema il pack, aggira la porta di Alex Caffi, Ronny De Zanna viene chiuso, il suo soccorso a Bombo Adami a lavorare questo pack in balaustra, ci pensa Tommy Alverà a dargli una mano, più bravi gli austriaci però a soffiare il disco, andarsene contropiede. Deve chiudere Luca Zanatta, rientro anche di Enrico Larcher, saggiamente Luca Zanatta fa circolare il pack lungo la balaustra, controllato dagli austriaci che però non sono felici nell'azione propositiva. La ripartenza di Tommaso Alverà, ingresso in zona per lui, suggerimento giusto ma ovviamente non facile raccoglierlo per Adami. 10:27 al termine, Cortina 4, Feldkirch 3. Ricorda, grande azione qui di Luca Zanatta, si distoglie la marcatura, arriva il tiro del 55 a Pezzana, para Caffi in due tempi. Ed è una delle prime volte che vediamo Caffi concedere un rimbalzo, Mario. Sì, grande azione qua di Luca Zanatta che si libera il tiro, para bene Caffi, e pensavamo tutti avesse bloccato il disco, invece lascia un piccolo rimbalzo ma l'arbitro fischia. Un po' in anticipo qui, sì, il fischio arbitrale. Charles Pietoniro a circolare dietro il pack dietro la porta per l'inserimento riuscito qui di Mike Zanatta, che prende un colpo al volto fortuito ovviamente. La ripartenza chiusa bene qui da Remi Giftopoulos, che prova ad andare a prendersi il pack in balaustra, esteticamente non apprezzabile il suo movimento ma molto apprezzato a livello di resa, perché riesce a soffiare il pack e poi a andare quasi a colpire sul suggerimento di Cazzola. Mike Zanatta deve distogliersi dal forecheck di Pušnik, buona l'azione qui, Chad Pietoniro vede Giftopoulos, c'è Cazzola libero, non arriva il passaggio per lui. Ancora Giftopoulos un po' impreciso nel suggerimento verso la blu, ma c'è. Questo terzo tempo mi sembra un po' meglio Giftopoulos, la sua presenza si fa sentire. Però Cortina che adesso cerca di mettere giù le tende nel terzo difensivo del Feldkirch. Remi Giftopoulos, suggerimento interno, deviazione che porta il pack però a lato. Vainonen saggiamente a far circolare il pack per mantenere il possesso del pack stesso. Dalla blu Vainonen carica lo slap, tiro violento, deviazione di Cazzola, pack che finisce al lato. 8:56 al termine, Cortina avanti di un gol ma molto bene adesso anche in questo cambio. Feldkirch un po' sulle gambe, ma soprattutto un Cortina continuamente propositivo. Qui Chad Pietoniro cerca di marcare l'avversario ma si scontra con la balaustra, perde il bastone, deve andare a recuperare sia bastone che posizione. Cazzola per riproporre, suggerimento che aveva il timing giusto, ma c'è una mano austriaca a fermare il passaggio verso Chad Pietoniro. Il numero qua di Draskovic, anzi Lundstrom, che arriva al tiro su Marco De Filippo. Barnabò bravo qui, bravo, fa il lavoro essenziale, recuperare il disco e metterlo fuori. Che bel minuto e mezzo della prima linea che ha messo le tende nel terzo offensivo ed è stata pericolosa in più di un'occasione. Bravi in particolare sia Cazzola sia Giftopoulos a girare il disco, poi a scaricare sulla blu per qualche tiro pericoloso dei difensori ampezzani. È importante anche da perdere secondi importanti, tenere il possesso alto del pack, cosa ben fatta dalla prima linea, forse il miglior cambio finora a parte sul gol di Cazzola. Attenzione però al break
Bravo ancora Enrico Larcher, che bella partita di Enrico Larcher questa sera, non ha sbagliato praticamente nulla a parte sull'indecisione del gol, il resto preciso. Qui Regalino, ma Regalino in uscita, ecco, avevo appena detto, qui è stato un po' un passaggio che si cerca sempre nell'uscita di zona rapida verso il bullying dall'angolo, qui era preferibile una soluzione lungo la balaustra visto il vantaggio minimo e il fatto che non bisogna più soffrire, cercare di soffrire meno possibile in questi minuti. C'è il power break sul ghiaccio dell'Olimpico e per la nostra ovviamente diretta streaming. Chi sarà vicino a noi nella postazione mediatica per far assaggiare veramente una gran pizza, quella che propone Stuzzica la Voglia a San Vito di Cadore. Sì, non vedo l'ora che arrivi martedì, sia ovviamente per la partita, ma anche per goderci in santa pace una buona pizza da asporto. Quella di Stuzzica la Voglia, 7:36 al termine della 60 regolamentari. Cortina avanti di un gol, troppo poco per stare tranquilli. Marco De Filippo c'è. Visto che hai nominato il buon Larcher, dico anch'io la mia, il ragazzo è giovanissimo, ha i mezzi, ha i numeri, lo sta dimostrando, deve limitare gli errori spesso veramente dati dalla confidenza. Qui rischia poi Cortina, ancora Enrico Larcher qui a recuperare. Perché secondo me anche lui sa che comunque ha i mezzi per giocare bene a hockey, sì. E ogni tanto si lascia andare a dei rischi da evitare. Bel break qui proprio creato da Enrico Larcher, grande, tracciante qui a tagliare di De Zana per Tommy Veracca, difficoltà del controllo, però comunque ancora seconda linea direi ottima questa sera. Adami dietro porta, pasticcia poco con il pack, però riesce a mantenerlo sul suo bastone, disco verso il centro, non c'è nessuno da raccogliere, può allontanare il Felkick, Enrico Larcher, primo intervento buono, poi Stanley che proverà a saltarlo, Enrico Larcher lo chiude, bravo Enrico qui su un giocatore di esperienza assoluta che però riesce comunque a uscire col disco in seconda battuta. Sembrava il successo dell'intervento di Larcher, invece non era finita lì. Stanley con le spalle al campo è riuscito a mettere in condizione la sua squadra di giocare il disco in zona. È stato bravissimo qui il giovane Larcher ad affrontare Stanley, lotta poi in balaustra, ne è uscito vincitore il più esperto austriaco, blocca De Filippo. Ingaggio vinto dal Felkick, il tiro, deviazioni, Pack finisce largo. Cordiano, passaggio non preciso, bisogna limitare questi errori anche, vediamo se Cortina è in grado di farlo. Cazzola per il break. Buon delay nella balaustra, ancora lui a muoversi bene, il suo baricentro basso gli permette di spostarsi tranquillamente frenando da una parte all'altra, mettendo fuori tempo i difensori. Cordiano si dimentica il pack, regala a Draskovic il disco, il tiro di rovescio, non preciso qui Marco De Filippo, si corregge col secondo intervento, perché non era forte il tiro di Draskovic, De Filippo è stato un po' sufficiente nel controllo. Sì, ha lasciato un rimbalzo che di solito lui non lascia, comunque in seconda battuta ci mette una pezza. Lo rivediamo nel replay, il tiro di para De Filippo, poi lascia il disco lì pericolosamente, va bene qui a Cortina. Sì, è uscita difettosa della coppia Zanatta-Cordiano e un'altra occasione lasciata agli austriaci a 6 minuti dalla fine. 6:05 al termine per essere più precisi e Moser vince l'ingaggio come spesso gli capita. Bella partita anche di Drew Moser, ma direi da premiare il match di tutti questa sera, come ultimamente capita spesso. Sanna prova un diagonale improvviso, l'idea era buona, ancora lui a riconquistare il disco nell'angolo, poi lo perde ma arriva Barnabò in suo soccorso, mette un disco al centro. Ovviamente non c'era nessuno in quella posizione di ghiaccio, ma la soluzione era giusta. Però il break, attenzione, Lundstrom a rimorchio qui per il tiro di Pušnik. Stanley lavora benissimo il pack, lo lascia a Lundstrom, anzi a Pušnik che lo lavora per la prima linea del Felkick che si fa sentire. Sanna deve cippare fuori il pack, ci riesce, lo sporca, lo allontana, Cortina deve cambiare con una certa rapidità ora i suoi uomini sul ghiaccio, ci riesce. Luca Zanatta fa circolare il disco, Pietrino un po' in ritardo, lo raccoglie Barnabò che lo allontana. Deve giocare ovviamente di rimessa la squadra ampezzana in questo momento.
perché si fa sentire un po' la pressione austriaca. Avevamo forse decretato un po' troppo presto. Bravo qui Tommy Alverà per Adami, lo scambio rapido con Tommaso, anzi con De Zanna, cerca ancora Adami in mezzo a 4 uomini, il passaggio era preciso, per Adami era troppo difficile andare a colpire qui perché c'è stato il ripiegamento di 4 uomini austriaci che adesso creano un break con un'altra occasione, chiuso, che bella partita però, su e giù da una parte del ghiaccio. Tommaso Alverà nell'angolo, deve lavorarlo bene, ci riesce, evita anche la carica con le sue solite finte di corpo. 4-24 al termine, 3-2 Cortina, anzi 4-3, chiedo scusa, Maric in riposizione, si allunga il disco, salta Zanatta, viene chiuso, altra penalità qui Zanatta, evitabile, questa era evitabile, qui Zanatta sbaglia completamente e regala un'occasione importante agli avversari, l'avevamo detto in precedenza, Zanatta in ritardo va a colpire poi un Maric che probabilmente non aveva tante chance nell'angolo con il disco allontanato così. C'è tutto il fallo. Quindi. Anche in questo caso giocatore attaccante austriaco che pattina in avanti, Luca Zanatta che pattina all'indietro, poteva tranquillamente lasciarlo andare e chiuderlo in un secondo momento nell'angolo, sarebbe stata la scelta migliore. Tant'è, terzo fallo personale di Luca Zanatta e quarto power play austriaco della serata. A 4-13 al termine è la situazione migliore per il Feldkirch per trovare il pareggio, facendo tutti gli scongiuri del caso. Speriamo che la poca concretezza degli austriaci in power play continui, ma ovviamente seguiamo cosa accade sul ghiaccio. Binstein, Lundstrom, disco che si impenna, tocca i cristalli, quindi rimane attivo. Stanley, largo, baffi esterni di destra, sulla blu per Binstein, buono il tocco di Cazzola che è un fenomeno in penalty killing. Binstein. Ecco, io non impiegherei Giftopoulos in penalty killing, questa è la mia personale opinione. Phil Pietoniro, bravo Stanley a giocare questo pack, Giftopoulos mette il suo peso, cerca di allontanare il pack, Phil Pietoniro ma sulla stecca di Binstein, sulla blu, Maric sbaglia il controllo, non riesce a raccogliere il disco anche dopo l'imbalzo in balaustra, si rammarica con se stesso, può mettere giù e fermare tutto Marco De Filippo. Io non sono convinto della scelta in penalty killing di un giocatore piuttosto statico come Remy Giftopoulos, che può mettere peso, chilo, tecnica, ma a livello di dinamicità è sicuramente uno di quelli che difetta di più, soprattutto questa sera. Ti do ragione, caro Luca, sì, soprattutto a 4 minuti dalla fine serve pattinaggio, intensità, andare a lottare negli angoli come in questo caso. Ancora però il Feldkirch che sta nel terzo Ampezzano, ancora un minuto al rientro di Luca Zanatta. Si stringe un po' la scatola ampezzana, ma neanche troppo, passaggio non raccolto, rischia anche qui molto Mike Zanatta su una mezza trattenuta ai danni di Lundstrom, perché mantiene il suo special team il Feldkirch, che continua a tenere gli stessi uomini da 1 minuto e mezzo sul ghiaccio. Sono pronte forze fresche, ma mi sa che saranno impiegate ben poco. Pušnik si accentra, perde qui il disco erroneamente, Cazzola forse chiede un po' troppo per Giftopoulos davanti a ecco, lo sapevamo, lo sapevamo che accadeva così. Ecco perché impiegare Giftopoulos in PK, l'avevamo sempre detto, ma noi lo dicevamo, noi è settimane che facciamo questa battaglia, più minuti a Giftopoulos in PK e meno durante quando si gioca il 5-5. Sì, bellissimo contropiede, Cazzola illuminante e Remy Giftopoulos in un bel 1-0, questa volta è freddo e buca Caffi per il 5-3 che quando si segna con l'uomo in meno spezza veramente le gambe agli avversari. 2:35 al termine, seguiamo ovviamente il live questi ultimi minuti, c'è la penalità proprio a Remy Giftopoulos, qui le proteste un po' della panchina ampezzana, forse un pochino eccessivo, fiscale ci poteva stare, però fiscale ci poteva stare, ma onestamente a 2 minuti e mezzo dalla fine, già con la squadra in 4, non fischi questi falli. Giuste secondo me le proteste di Capitano Adami, questi falli si possono tranquillamente lasciar correre. Leggerissimo il tocco di Giftopoulos, fiscale l'arbitro. Poi ha abbandonato ovviamente la sua stretta sull'avversario, ovviamente il Feldkirch a 2:27 con
con 2,27 al termine, 2 gol sotto, però 14 secondi di doppio power play, insomma le chance per il Felk di tornare, uscire positivi dall'Olimpico ci sono ancora decisamente. Binstil vuole la conclusione che sibila il palo, toglie la vernice rossa dal palo di destra di Marco De Filippo, arriva un altro tiro, una bomba, quindi Stanley para ancora in questo caso Marco De Filippo. Cortina gioca in 4 adesso a 2,05 dal termine. Giftopoulos è l'unico giocatore in panca puniti. Stanley sulla blu, guarda la disposizione dei compagni, non ha molte soluzioni da trovare se non quella di aggirare la porta, difendere bene il pack con la sua esperienza di mantenere il possesso. Lui il playmaker ovviamente, ma anche l'esecutore per un Cortina che poi riesce a buttare via il pack proprio con Phil Pietroniro. Lundstrom, ingresso in zona, Maric dietro la gabbia, stare attenti sui cardini ovviamente della scatola ampezzana. Binstil per ancora Stanley, anzi Pušnik, Maric, numero di Maric con un no look di rovescio mette in condizione Pušnik di andare a segnare il secondo gol e la doppietta personale. Deviazione sfortunatissima di pattino di Mike ecco, Zanatta. non c'è il tocco di Mike Zanatta. Deviazione sfortunatissima. Felkirk che addirittura era con 6 uomini di movimento sul ghiaccio perché Caffi era uscito da una quindicina di secondi, trova il 4-5. Sì, sembrava una deviazione di Pušnik, invece come Mario ha visto bene, pack, bella giocata comunque di Maric che si gira su se stesso, cose da fare lì nell'angolo, rapidamente in power play bisogna cercare subito di forzare sulla porta, può arrivare un tocco di una stecca amica, ma tante volte di una stecca anche nemica può essere quella diciamo più propizia a portare il pack in fondo alla rete. Così accade con il tocco sfortunato di Mike Zanatta, 1:24 al termine, partita bella, vivissima fino al termine, ce la stiamo godendo, spero che anche voi da casa che siete collegati sul hockeycortina.it per lo streaming, sulle frequenze di Radio Cortina, vi state godendo un match altamente emozionante, bello, vissuto, due squadre che si sono equivalse per gran parte del match. Cortina ha fatto meglio in certe frangenti e devo dire che anche comunque finora il risultato con un gol di vantaggio per Cortina diciamo legittima quanto visto sul ghiaccio. Ma non è finita, 1:24, Caffi potrebbe prendere la via della panchina, ma l'ingaggio è vinto da Cazzola. E ovviamente adesso c'è l'icing da parte di Vainon che qui commette una piccola sciocchezza. Si lamenta Chad Pietroniro, ma ovviamente l'icing era decisamente legittimo, fischiato dall'arbitro perché Chad Pietroniro è in ritardo e Caffi abbandona la sua gabbia. Ovviamente errore piuttosto grave questo. Sì, perché dà l'opportunità di un ingaggio nel terzo offensivo agli austriaci. Sarà fondamentale vincere questo ingaggio per Mike Cazzola. Tutto da rifare. Si va a controllare che la porta abbandonata da Caffi sia stata lasciata in integre condizioni. 5-4, 1 minuto e 15 al termine, ingaggio in zona offensiva per il Felkirk. Dylan Stanley di fronte a Cazzola, vinto l'ingaggio dal Felkirk. Binstil sulla blu, 6 uomini, ricordo, già giocando con l'extra player. Lundstrom per Maric, disco sul rovescio del bastone che riesce comunque a controllare il giocatore con la folta chioma, con la lattuga sotto il casco. Cortina prova a mettere fuori, Phil Pietroniro in anticipo, poi col bastone alto, quasi alto, riesce a controllare, ma ancora pack attivo per gli austriaci. Bravo ancora Phil, ma non bravissimo, disco al centro, palla di Filippo in 2 tempi. E poi c'ha il Pietroniro da Tergo, sposta giustamente sacrosanto il suo intervento qui, che difficilmente viene penalizzato, ma per far vedere che Cortina c'è, che vuole difendere il suo portiere a tutti i costi. Passaggio al centro, liberissimo qui, che parata di Marco De Filippo, che si sposta da una parte all'altra del palo. 45 secondi al termine, stiamo vibrando sulle tribune dell'Olimpico. Ingaggio vinto dal Felkirk, ma pack lontano. Giftopoulos prova a rincorrerlo, Binstil a controllarlo, il disturbo di Giftopoulos in 2 tempi, prova ancora Remi adesso a colpire, Cazzola a raccogliere, a lasciare il disco lì saggiamente. Felkirk non preciso qui, c'è anche il forecheck di ancora Chad Pietroniro. Cortina gioca benissimo qui con Cazzola e si chiude la partita. Quanto altruismo qui di Cazzola,
Si chiude la partita con l'empty net goal di Giftopoulos e gentile omaggio di Mike Cazzola. Bravissimi due ragazzi, bravo Remy Giftopoulos soprattutto nel forechecking pochi istanti prima, si è meritato questo gol col pressing precedente a dar fastidio ai due difensori austriaci. Incredibile, però un giocatore che comunque ha espresso una partita a scialba questa sera, è riuscito a segnare 2 gol e il gol decisivo. Quindi cosa potergli dire di più a Giftopoulos? Ne parleremo dopo per il nostro finale di collegamento alla radio, ma seguiamo questi ultimi secondi di partita. Cazzola si scontra con Caffi, si va anche, a lamentare forse di una caduta eccessiva di Caffi per un Felchi che esce perdente dall'Olimpico per l'ennesima volta, per il terzo anno consecutivo il Felchi perde la sua partita di stagione regolare qui all'Olimpico, era più o meno coincisa come tempo anche nella passata, anzi un po' più tardi nella passata stagione, ma 2 anni fa. Un buonissimo Cortina che porta a casa punti importanti dopo 2 sconfitte, torna alla vittoria contro una squadra forte, una squadra che mi è piaciuta veramente tanto, quella del Felchi, che è sempre rimasta in partita fino alla fine e ha dato modo comunque di mettere in pressione sempre il Cortina, che è stato effettivamente poi il team migliore sul ghiaccio, meritandosi questa vittoria. Sì, grande prestazione degli ampezzani, grande partita contro un avversario comunque forte, partita, vittoria meritata, si può migliorare, si può crescere, da qui a martedì si possono riordinare le idee, rivedere un po' gli errorini piccoli o medi che ci sono stati questa sera, e comunque gran Cortina e gran vittoria. Salutiamo anche i giocatori che escono al ghiaccio, soprattutto gli ultimi 2, i fratelli Zanatta e la Rolba. Cortina che vince. Solo per lo streaming, solo un veloce ripiego dei risultati dagli altri campi. Mario, se le hai a disposizione, se no guardiamo al volo qui un Asiago che vince a Linz per 4-1. Sì, poi vittoria del Salisburgo a Fassa per 7-4, vittoria del Vipiteno in casa col Bregenzerwald all'overtime, vittoria a Renon dello Jesenice per 3-2, vittoria del Kitzbühel per 3-2 ai rigori a Brunico contro il Valpusteria e vittoria del nostro Cortina 6-4 contro il Feldkirch. Un Cortina che in classifica Absol League scavalca proprio il Feldkirch a 34 punti, 7ª posizione raggiunta, ma attenzione, il Feldkirch ha 2 match in meno rispetto alla squadra pezzana, ma il Cortina punta a Lustenau e punta a Salisburgo che hanno solo 4 e 5 punti in più. Diamo la linea alla regia per lo streaming, vi ringraziamo per essere stati con noi e aver comprato la partita di questa sera. È stata una partita veramente molto bella e penso che anche chi abbia potuto godere delle immagini sempre ottime dei nostri cameraman, della nostra regia, si sia goduto uno spettacolo veramente appagante questa sera. Buonanotte a tutti, buonanotte ai nostri colleghi, ovviamente dei cameraman e regia, buonanotte a te Mario. Noi rimaniamo sulle frequenze della Cortina ancora per circa 2-3 minuti per fare una sintesi per i radioascoltatori. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori dello streaming.